Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia fino alle 10, come sempre. 040 977 8910 è il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it l'indirizzo di posta elettronica, potete chiamare e inviare le mail quando desiderate. Gli ospiti che saranno accanto a me in questa puntata sono Maria Luisa Paglia, segretario provinciale del Partito Democratico, e Giorgio Cecco di Civica Idea Giuliana, che è anche consigliere circoscrizionale. Come sempre leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera, rivedremo alcuni dei servizi andati in onda nel telegiornale di ieri e però, come sempre, appunto, cominciamo con il meteo, vedendo prima di tutto la situazione generale. Fino all'alba di oggi, quindi fino a poche ore fa, pochi minuti fa, un fronte temporalesco ha interessato il Friuli Venezia Giulia. Sulla Spagna però rimonterà l'anticiclone che farà fluire sull'Italia correnti più stabili da nord-ovest, progressivamente più calde in quota. Le previsioni per oggi parlano di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano al confine con il Cadore e sulla fascia orientale. Il caldo sarà meno afoso, sulla costa al mattino potrebbe soffiare Borino, che poi girerà di brezza. Per domani cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, con la possibilità di qualche locale annuvolamento pomeridiano sui monti e sulla fascia orientale. Venti di brezza, farà caldo sia in pianura che in quota, con zero termico in risalita fino a oltre i 5.000 metri. Già che ci siamo, vediamo anche l'evoluzione per domenica, sereno poco nuvoloso, per il passaggio di qualche velatura in quota. Venti di brezza, anche sostenuta nel pomeriggio, farà caldo anche afoso di pomeriggio in pianura, di sera sulla costa. Caldo anche sui monti, con zero termico oltre i 5.000 metri. Questa invece è la prima pagina del Piccolo, sotto il titolo Pietra tombale sul terzo mandato, maggioranza divisa, bocciato l'emendamento della Lega. Qui parliamo di un emendamento portato in Parlamento nazionale, nessun problema per il Presidente Fedriga. Donzelli, Fratelli d'Italia è primo partito. Il commento di Carlo Bertini, l'ultima mano di un finale già scritto. Boom degli stagionali, in regione funzionano i recruiting day, negli ultimi 12 mesi lavoratori a chiamata sono stati 488, investiti 373 milioni per la formazione. Il concerto sulla Palinuro, rive chiuse dalle ore 17. Gravissimo un 47enne caduto e andato a sbattere contro un palo. E-bike truccata, sequestro e multa da 1.200 euro. C'è un'intervista con Sebastiano Visentine, il marito di Lilli, Sterpin, si è vantato senza rispetto. Pronto soccorso sotto pressione, record di accessi. Di spalla Khamenei riappare in TV, Trump difende Netanyahu e poi l'arrivo dei VIP invitati a Venezia, Bezos vigilia di nozze blindate. Domani pomeriggio c'è appunto il matrimonio. Andiamo a vedere invece la prima pagina del Corriere della Sera, sotto il titolo Lo sport, l'Inter trascinata da Pio Esposito e intanto il City travolge la Juve. Il nuovo presidente del CONI è Buonfiglio. Il titolo centrale, il titolo di prima pagina, Gaza divide l'Unione Europea, dazi Trump apre a un rinvio. Nuovo scontro con Teheran sugli raid nucleari. Anna Vintour lascia Vogue dopo 37 anni, resterà in Condé Nast come responsabile dei contenuti globali. Bezos il giorno del sì, e anche su Bezos anche a Bezos è dedicato il caffè di Gramellini, cioè
Leggiamolo, insomma. Se aveste i soldi di Bezos, vi sposereste come lui, prendereste in ostaggio, pardon, in affitto il Canal Grande di Venezia, 5 alberghi a 7 stelle, manco sapevo esistessero, decine di yacht e moto d'acqua, guardie del corpo mimetizzate tra le siepi, siepi in cui far mimetizzare le guardie del corpo, 27 cambi d'abito per la sposa, schiuma party, pigiama party, party a tema Grande Gatsby, che almeno aveva un dolore dentro, e le Kardashian, gli Elton, le Ofra e la Ragna di Giordania come pacchetto glamour inglobato nell'offerta, e poi i contestatori, i sose, i cacciatori di selfie, con questo caldo e le zanzare, tantissime più degli yacht e perfino delle Kardashian. Non so voi, ma se fossi io il promesso sposo e avessi 30 milioni di dollari da buttare, li investirei in un'isola deserta e priva di connessioni web per pagarmi l'unico lusso che non apprezzo, starsene in pace. Con me vorrei solo mia moglie, senza troppi cambi d'abito, al massimo 26, e per i testimoni mi affiderei a ChatGPT. Si accettano suggerimenti, saranno sicuramente più spiazzanti delle scelte di questi ultraricchi che vivono nel mito dell'esclusività e poi fanno sempre tutti le stesse cose, le più ovvie, ma gonfiandone a dismisura le dimensioni, fino a sprofondare nel grottesco. Come Beppe Severnini, altro bon, anch'io sono rimasto deluso da Mr. Bezos, deluso e dispiaciuto per lui, un genio che è stato capace di inventarsi Amazon, ma non un matrimonio originale. Boh, vabbè. Andiamo allora alle pagine interne del Piccolo, che parla dell'impennata di lavoro stagionale. Domanda e offerta, funziona il modello dei recruiting day. Andiamo invece al terzo mandato, partita chiusa. Il Senato boccia definitivamente la richiesta della Lega 15-5. Dunque, allora, vediamo un attimo questa parte. Non ci sono sommari né altro. Secondo Zaia, per me era già un capitolo chiuso, una lettera di De Luca per chiedere il rinvio delle elezioni regionali al prossimo, per le elezioni regionali, chiedo scusa, del prossimo autunno. Il teatrino è finalmente finito, adesso si pensi ai cittadini, dice. Questo è insomma il pensiero dell'opposizione della sinistra. Il presidente Federica: non vivo pensando al tris, c'è invece chi ne parla, qualsiasi cosa si faccia. La segretaria di Forza Italia: la linea del partito è chiara, ma mancano quasi 3 anni alla tornata elettorale. Federica non de morte, il problema non c'è, noi al voto nel 2028. Federica evoca l'autonomia, la Savino non sbarra la strada, Dreosto punge gli azzurri, il Carroccio va avanti, non accettiamo baratti. Allora, andiamo con ordine anche per farvi vedere alcuni servizi. Inizierei dalla dichiarazione del presidente Federica. Federica parla in questo caso come presidente della conferenza Stato-Regioni, perché c'era stata la possibilità, c'è stata la richiesta da parte del governatore della Campania, come abbiamo sentito, Vincenzo De Luca, di spostare le elezioni che in Campania avrebbero dovuto in Campania e in altre 4 regioni avrebbero dovuto tenersi in autunno, di spostarle in primavera, perché qualora si dovesse andare alle elezioni come regolare, fra l'altro, alcune regioni avrebbero dei problemi per quanto riguarda i bilanci e ciò comprometterebbe la realizzazione di alcune opere pubbliche e anche altre, diciamo così, pratiche finanziarie burocratiche. Sentiamo quello che ieri Federica ha detto ai giornalisti su questa questione. Non possiamo permettere che alcune regioni, che 5 regioni, ogni 5 anni andranno in bilancio provvisorio. È un problema che è necessario affrontare e devo ridire che istituzionalmente Regione Campania l'ha tirato fuori. Ho letto alcune agenzie dove collegano questa cosa al terzo mandato, che non c'entra nulla. Non è stato mai accennato alla questione del terzo mandato in conferenza delle regioni
nella seduta di oggi, neanche sfiorato, è un tema totalmente diverso. Ormai mi sembra che ci sia una parte politica che vede il fantasma del terzo mandato qualsiasi cosa si faccia. Quando sono in aula e parliamo dell'integrazione del programma di governo non c'è una parola sul terzo mandato, l'opposizione parla solo di terzo mandato. Oggi discutiamo in conferenza delle regioni sul problema dei bilanci delle regioni che devono essere approvati e viene fuori il terzo mandato quando si è mai accennato. Direi di stare tranquilli, non c'è qualcuno che vive con l'incubo del terzo mandato, la vita esiste anche oltre il terzo mandato e quindi veramente vedere dichiarazioni di questo tipo che viene strumentalizzata qualsiasi cosa è complicatissimo lavorare in questo modo nell'interesse delle istituzioni. Allora, questo è quello che ha detto Federica anche come Presidente della Conferenza Stato-Regioni. Adesso invece andiamo in Consiglio regionale, dove i consiglieri di maggioranza non interpretano la bocciatura dell'emendamento leghista sul terzo mandato in Senato come una pietra tombale per quanto concerne la nostra regione, laddove le opposizioni dicono è stato proprio il terzo mandato la ragione della crisi. Voi sapete che in questo momento in regione si sta discutendo su quella che si potrebbe chiamare tranquillamente la fiducia posta appunto dalla Giunta dopo la crisi di maggio. Vediamo allora la giornata di ieri, la mattinata di ieri in Consiglio regionale. Bocciato l'emendamento leghista sul terzo mandato dei governatori in Commissione Affari Costituzionali al Senato, un tema che infiamma il dibattito anche in Friuli Venezia Giulia, indicato come il vero casus belli da parte dell'opposizione, negato invece dalla maggioranza che dopo la crisi sembra ricompattata sulla mozione presentata ieri in aula. È una vicenda particolarissima che non mette una pietra tombale sul terzo mandato. C'è stato un emendamento improvviso da parte del partito della Lega. Forza Italia ha annunciato la propria contrarietà, a quel punto Fratelli d'Italia ha annunciato che se non vi era accordo con gli alleati non poteva a quel punto sostenere questa che era comunque una piccola forzatura. E quindi resta comunque aperto il tavolo del centrodestra, perché nel centrodestra nessun tema è tabù. Insomma, allora possiamo ribadire di nuovo, come ho detto ieri, la mozione di ieri era tanto rumore per nulla e il Presidente Federica, quando ieri ha detto ma nessuno di noi ha mai parlato del terzo mandato, io non ho mai parlato del terzo mandato, ma insomma ci stiamo veramente prendendo in giro. Sappiamo perfettamente che tutti questi mesi sono stati congelati anche per questo motivo, anche perché stiamo arrivando vicini allo scollinamento dei 2 anni e mezzo. Noi insomma, abbiamo sempre posto questo problema perché siamo per la libertà di scelta, per la libertà di scelta dei cittadini, cioè i cittadini devono poter scegliere, devono poter anche scegliere e magari confermare se lo vogliono o meno anche senza scelta al ribasso. Dopodiché credo che il dibattito e il ragionamento con le forze politiche può essere ancora aperto e voglio ricordare che noi possiamo come Regione a Statuto Speciale aspettare la sentenza della Corte Costituzionale sul Trentino. Ho la sensazione che l'emendamento della Lega fosse una delle tante finte di Matteo Salvini per rassicurare i presidenti di regione interessati, ma senza in realtà alcuna insistenza, perché è chiaro che se uno vuole portare a casa l'obiettivo raggiunge l'accordo politico, non va a presentare a scatola chiusa un emendamento. Quindi direi che la situazione è semplicemente ancora una situazione di stallo all'interno della maggioranza, vedremo cosa ne verrà fuori. Allora, questo per quanto concerne la questione terzo mandato, che con tutta probabilità non si esaurisce qui, nonostante quello che viene detto. Siamo passati al Corriere della Sera, l'Europa si spacca su Gaza, Dazi, la Casa Bianca apre, possibile un rinvio, il confronto tra i leader sulla proposta con le condizioni degli Stati Uniti. Intesa Meloni-Merz per frenare chi chiede sanzioni contro Israele, spese militari, i rilievi della Premier sulle regole dell'Unione Europea.
Allora, ricapitoliamo soltanto un attimo la questione che ha a che fare con la NATO, fra l'altro, perché alla fine della riunione dei paesi aderenti alla NATO all'Aia è stato firmato un documento che prevede di destinare il 5% del PIL alla spesa militare entro un arco di 10 anni. L'unico paese che si è chiamato fuori dall'accordo raggiunto in terra olandese è stata la Spagna. Il premier Sánchez ha detto che destinerà alle spese militari il 2,1%. Il tema delle spese militari è tornato al centro della discussione del Consiglio europeo, anche alla luce del piano varato dalla Presidente della Commissione europea von der Leyen. Trump annuncia l'accordo con la Cina, India la prossima, obiettivo per l'Unione Europea il 10%. C'è poi una mozione per sfiduciare von der Leyen. Leggiamo, un possibile voto di sfiducia potrebbe profilarsi per la Commissione europea. L'eurodeputato romeno Gheorghe Piperea, del partito Alleanza per l'Unione dei Rumeni, che fa parte del gruppo Conservatori e Riformisti, ha raccolto le firme necessarie per presentare una mozione di sfiducia. Per Piperea la rimozione di von der Leyen sarebbe un modo per garantire trasparenza. Il riferimento è al caso Pfizer, che vede von der Leyen coinvolta in uno scambio di SMS sui vaccini da impiegare in Europa ai tempi della pandemia con l'amministratore delegato dell'azienda farmaceutica Albert Bourla. Vediamo se qui invece c'è ancora una pagina dedicata ancora alle spese per la difesa. Ecco, qui vedete i numeri della spesa militare dei paesi NATO nel 2024. La Polonia è quella che, diciamo, in percentuale sul PIL spende di più, vale a dire il 4,12%. L'Italia spende l'1,49%, quelli che spendono già adesso di meno sono gli spagnoli con l'1,28%. Gli Stati Uniti, per esempio, spendono il 3,38%, il Canada l'1,37%, il Canada, la Gran Bretagna il 2,33%, la Germania il 2,12%. Qui c'è anche le principali categorie di spesa per la difesa in alcuni paesi NATO. Vedete che l'Italia spende più di, sempre per quanto riguarda il totale della propria spesa. Per quanto concerne l'Italia, il 59,4% è speso per quanto riguarda il personale, per operazioni e manutenzione il 25,4%, il 10% soltanto per grandi equipaggiamenti e sviluppo, il 5,2% per le infrastrutture. Gli Stati Uniti spendono di più per grandi equipaggiamenti, compreso ricerca e sviluppo. La Germania spende equamente, potremmo dire, fra personale, operazioni e manutenzioni e grandi equipaggiamenti. Per infrastrutture spende poco. Chi spende di più per infrastrutture sono gli Stati Uniti. Allora, ho letto anche relativamente bene questa tabella. Le 7 vite di Pedro Sánchez, appunto il premier spagnolo, alfiere della sinistra anti-riarmo. Nuovo posizionamento anche su Gaza, parla di genocidio e convoca l'incaricato d'affari in Israele. Per le spese di difesa servono gli eurobond, anche la Germania da sola farebbe fatica. Tremonti dal summit dell'Aia, novità epocali. C'è il collegamento con la sala operativa della polizia locale. Sentiamo chi è in linea con noi. Buongiorno. Sì, ispettore Schigliani, buongiorno a lei. Ispettore Schigliani. Intanto le chiedo come è andata questa notte, perché immagino che ci sono stati, non so se dei problemi, ma comunque il maltempo si è fatto sentire anche da noi, seppure in misura minore rispetto a quello accaduto nel resto a quanto accaduto in Friuli soprattutto.
Ma per la notte, per quanto riguarda il maltempo, non ho ricevuto segnalazioni tanto di meglio. danni o problematiche inerenti a questo problema. Benissimo. Per quanto riguarda invece la notte, una problematica è stato un incidente intorno alle 2 in Piazza Libertà, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, però le gravi conseguenze le ha riportate la centralina dei semafori, il punto di Libertà Santos Cavour, che al momento sono spenti. I tecnici stanno lavorando, però di quello che ci dicono purtroppo per tutto il giorno il semaforo rimarrà spento. Al momento siamo sul posto per la viabilità manuale, quindi fare attenzione, speriamo che almeno in giornata venga ripristinato questo semaforo che è abbastanza importante, quindi ribadisco i semafori di Piazza Libertà sono completamente fuori spenti. uso. Fuori uso, sì, per tutta la giornata. Per quanto riguarda il resto delle segnalazioni, il scavo di Viale Miramare per fortuna è stato ultimato, ieri hanno asfaltato, quindi si circola regolarmente in ambo sensi di marcia, manca per un pezzettino la segnaletica orizzontale, ma questo problema verrà risolto e non creerà particolari disagi. Problema che si riproporrà lunedì, questa volta in strada costiera, siamo al chilometro 142 più 700, quindi tra la Tenda Rossa e la discesa di Santa Croce, e anche qui verrà fatto, sempre per problemi alle condotte idriche, uno scavo con senso unico alternato dalle 7 alle 18 regalato da Movieri, come naturalmente in Viale Miramare. Anche qui potrebbero crearsi, anzi si creeranno sicuramente dei incolonnamenti e dei rallentamenti chi giunge in città, quindi consigliamo sempre il percorso alternativo sull'altipiano. Per quanto riguarda il pomeriggio sera, ricordo che oggi c'è la manifestazione del concerto sulle rive, quindi le rive verranno chiuse intorno alle ore 17, questo come solito tra Piazza Tomaseo e via Mercato Vecchio, e rimarranno chiuso sicuramente fino alle ore 24, cessate esigenze. Verranno messe i gersi, le deviazioni, saremo qui sul posto con il nostro personale per le deviazioni. Questo pomeriggio anche una manifestazione automobilistica, un raduno di auto, diciamo così, supercar, che si terrà in Piazza Ponterosso, quindi nella zona di Piazza Ponterosso intorno alle ore 17, anche qui. Insomma, diciamo che sarà una zona off limits quella del Borgo Teresiano Rive questo pomeriggio in pratica. Sì, ci saranno dei rallentamenti, dopo vediamo il tempo, dovrebbe essere in miglioramento, quindi non so quanta gente scenderà in città, ecco. Però anche qui potrebbe esserci dei rallentamenti perché arrivano le macchine, dovrebbero esserci con una settantina, dovranno posizionarsi sulla piazza, e quindi sicuramente sulla via Roma potrebbero esserci dei rallentamenti. Ricordo ancora che la via di Montebello purtroppo tra le 22 e 24 è chiusa per il cedimento strutturale di un muro pericolante, e adesso i tempi di riapertura non li ho, però per i residenti purtroppo dovranno avere pazienza, si può accedere o da Strada dello Zollio o da Strada Cattinara, non percorrerla interamente. Ricordo ancora il TRISC con l'inversione del senso di marcia di via Marchesetti questa sera, manifestazione che va avanti fino a domenica. Altre cose al momento non ci sono, non abbiamo interventi in atto tranne la viabilità sui semafori, e quindi restituire in linea. Grazie Ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro. Con la Polizia Locale ci risentiamo nel telegiornale delle 13:20. Ove fosse necessaria qualche comunicazione noi siamo disponibili. Grazie ancora Ispettore, buon lavoro. Sì, speriamo di no, e ci risentiamo ora di pranzo. Una buona giornata a tutti. Grazie. Allora ancora per quanto riguarda il Corriere della Sera, lo show del Pentagono dopo il duello sui dossier nucleare annientato, il ministro Hegseth all'attacco in conferenza stampa, l'AIEA centrifughe non più attive, ma non è la fine del programma iraniano. I sopravvissuti di Hiroshima ritengono inaccettabili le parole di Trump, che ha fatto riferimento alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, prese come esempio per quanto è avvenuto con i raid statunitensi sui siti nucleari in Iran. Andiamo ancora avanti con il Corriere della Sera, vediamo di uscire dalla politica internazionale. Il generale Kane e il racconto della missione, test segreti e 15 anni di preparazione, così era diventata un'ossessione. Trump si esalta per i tweet dei MAGA e attacca i Dem per la fuga di notizie. Sono stati i Dem a far trapelare le informazioni, dovrebbero essere processati, e
poi il presidente riporta un tweet che accusa Obama e Biden di aver dato mano libera all'Iran. Ancora riappare Khamenei, siamo noi vincitori, non ci arrenderemo mai. Questo è l'Ayatollah Khamenei, guida suprema dell'Iran dal 1989, che è apparso sulla TV di Stato per il primo discorso trasmesso dopo la fine della guerra contro Israele. Alle sue spalle la bandiera iraniana e il ritratto dell'Ayatollah Khomeini, fondatore e prima guida suprema della Repubblica Teocratica, di cui Khamenei è appunto il successore. Trump dichiara guerra alla stampa, fake news, siete persone cattive, il presidente chiede il licenziamento dei giornalisti che hanno rivelato i report segreti sull'Iran. Ieri sul suo social, tra le decine di contenuti che pubblica ogni giorno, Trump si è scagliato contro i report di New York Times e CNN, che per primi hanno scritto dei rapporti dell'intelligence in cui venivano ridimensionati i danni inflitti dai bombardamenti statunitensi sui siti iraniani. Ancora, Trump forse ha risolto un problema creato da lui, ora su Iran e Gaza si torni alla diplomazia, dice l'ex capo della CIA. Cominciamo a uscire, l'economia degli Stati Uniti si indebolisce, PIL in calo dello 0,5%, giù i consumi, la contrazione è doppia rispetto alle stime preliminari e poi ci sono anche le previsioni per il futuro. Andiamo invece al piccolo, il caso del porto in aula. Federica ha avallato l'uscita di Torbianelli, il Dem russo interroga la Giunta dopo il ritiro delle deleghe, l'assessore Almirante, la Regione non ha un ruolo diretto. Qui abbiamo anche per quanto riguarda il piccolo il punto sulle questioni dazi e spese per la difesa e Consiglio europeo e appunto, e qui così forse chiudiamo anche per quanto concerne il piccolo, Khamenei riappare in video, non ci arrenderemo mai, la guida suprema riemerge dopo giorni di silenzio per dichiarare vittoria, il regime israeliano, ha detto nel discorso televisivo, è stato schiacciato, forse non l'hanno informato. Comunque, il tycoon, sempre Trump, contro CNN e New York Times, da loro fake news. Trump corre in soccorso di Netanyahu, va annullato, ho perso tutto, va annullato il processo contro di lui, il presidente parla di una ridicola caccia alle streghe verso un uomo che ha dato tanto, i guai giudiziari del premier Netanyahu riguardano 3 casi di corruzione, frode e abuso di fiducia. E qui come si chiama? Il piccolo dà conto del matrimonio di Bezos. Allora, all'hotel Aman gli ospiti che sono passati in giardino per salutare gli sposi sono stati accolti con un drink di musica a tutto volume, suonava More Than a Woman dei Bee Gees, e poi canzoni di Nina Simone, Bill Withers e Van Morrison. Poi insomma c'è tutto qua all'arrivo, parole di Mina, una forte schiera di divi e VIP, e dice Amazon, questa città è parte integrante della nostra storia. Vediamo poi se dà nota anche, i VIP sarebbero Ivanka Trump, Oprah Winfrey, quella c'è sempre, il profilo di Orlando Bloom, Raina di Giordania, Domenico Dolce, Diane von Fürstenberg, Ti guardo ed è come la prima volta, canta Mina dalle casse, tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. In realtà nella canzone queste non sono frasi cantate da Mina, ma sono frasi dette da Alberto Lupo, questo tanto per essere precisi, ma insomma.
E qui abbiamo le pagine di cronaca che riguardano Istria, Quarnero e Dalmazia. Allora leggiamole così poi andiamo in pubblicità. Zara arrestato per l'omicidio del collega, il fatto è avvenuto a bordo della barca del 51enne ora in carcere, si cerca il corpo di Alex Burkov, i due stavano viaggiando in mare diretti verso l'isola di Melada. Nuova autostazione di Fiume, lavori al traguardo nel 2026. Temperature fino a 39 gradi e siccità, allarme dalla Slovenia alla Serbia. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi ritorniamo, continuiamo la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera, però ci sono anche parecchi curiosi servizi di cronaca andati in onda ieri che vi faremo rivedere. Allora, rientriamo in studio, vi ricordo il numero di telefono che è 040 977 8910, l'indirizzo di posta elettronica svegliatrieste@tele4.it, potete telefonare, potete inviare le mail quando lo desiderate. Gli ospiti saranno Maria Luisa Paglia, segretario provinciale del Partito Democratico, e Giorgio Cecco, consigliere circoscrizionale di Civica Idea Giuliana. Allora, come accennavo prima, ci sono delle notizie di cronaca del Piccolo che vi daremo. Volevo arrivare, ecco, insomma, siamo arrivati alle pagine di cronaca del Piccolo, appunto, per cui potremmo arrivare a questi servizi leggendo il giornale. Dunque, pronto soccorso sotto pressione, in 24 ore a Cattinara 278 accessi, lunedì il picco dell'anno legato ai pazienti anziani, l'estate rischia di aggravare la situazione. Caldo torrido nel weekend, previsti fino a 33 gradi e Asugi ha anche attivato il piano operativo emergenza caldo. Concerto al tramonto su nave Palinuro, note e stop sulle rive. La nave scuola ospiterà le esibizioni di Tananai, Elisa, Gemi Taiz e Mace, o Mace sarà. In Piazza Unità vietata la somministrazione di alcol, il via fissato alle ore 19. E poi anche quello che ci ha raccontato prima l'ispettore Schillani, le pazze supercar del Tour One Life oggi in Ponte Rosso. Tricolori e ciclismo, limitazioni al traffico domenica mattina per il campionato italiano professionisti ed elite. Si parte da Piazza Unità e arrivo a Gorizia dalle 8:30 di domani alle 10:30 di domenica, divieto di sosta e fermata con rimozione in via Ottaviano Augusto, limitatamente alle aree di competenza del comune interne alle aree di parcheggio antistante il mercato ortofrutticolo. Questo ci occuperemo eventualmente più avanti. Sterpin si è vantato senza rispetto, in quei racconti non c'è la mia Lilli, il Visentini della PM non cerca la verità a 360 gradi, negli hard disk 600.000 foto, la nostra storia d'amore. Non capisco più chi era mia moglie, come la devo ricordare, indignato, dice Visentin, dall'accusa di averla uccisa. Interpretazioni diverse degli avvocati in merito al testo spedito dalla donna a Sterpin, che ammette di aver aggiunto la firma. Addio o dedica, la lettera che divide. I legali Bevilacqua, dopo l'incidente probatorio, andrebbe sentito anche il medico legale Costantinides. Eccoli qua, siamo arrivati allora alla pagina della cronaca, che è parecchio curiosa. Dunque,
Intanto a Barcola ci sono stati momenti di tensione perché un uomo è stato visto con un cacciavite conficcato nel petto mentre si allontanava in auto subito dopo una lite. Sono in corso le indagini, sul posto Carabinieri e 118. Allora, partiamo da qua. Una scena inquietante quella segnalata nella serata di mercoledì 25 giugno sul lungomare di Barcola. Un uomo, descritto come probabilmente di origine medio orientale, è stato visto con un cacciavite conficcato nel petto nei pressi del Nono Topolino. Nonostante la ferita, l'uomo si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un'utilitaria insieme ad altre 3 persone. La segnalazione è partita da un passante che ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Aurisini e della stazione di Miramare, oltre a un'ambulanza del 118. All'arrivo dei soccorsi, alcune persone risultate presumibilmente coinvolte nella lite erano ancora presenti sul posto. Una di loro ha riportato una ferita lieve compatibile con un'aggressione. I sanitari hanno contattato il pronto soccorso degli ospedali di Cattinare e Monfalcone per verificare l'eventuale arrivo del soggetto ferito più gravemente. Nel frattempo i militari hanno raccolto testimonianze tra i presenti, i quali parlavano di una lite scoppiata per futili motivi, negando però l'uso di armi improprie come un cacciavite. Sull'episodio indaga ora la magistratura. Il pubblico ministero di turno è stato informato, così come il personale dirigenziale dell'Arma. Al momento non risultano arresti, ma l'identificazione del ferito e il chiarimento della dinamica restano al centro dell'attenzione investigativa. Allora, questo è uno. Poi un cittadino rumeno di 35 anni, ricercato per vari reati, è stato arrestato dai carabinieri a Monrupino durante un controllo notturno al confine. L'uomo, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova, è stato portato nel carcere del Coroneo. Un cittadino rumeno di 35 anni, destinatario di un ordine di carcerazione, è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo notturno a Monrupino, nei pressi del confine. L'uomo, che viaggiava a bordo di un'auto in ingresso sul territorio nazionale, è stato fermato dai militari della stazione di Villa Opicina nell'ambito dei controlli stradali disposti dal comando provinciale di Trieste. Dagli accertamenti è emerso che sul suo conto pendeva un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Genova. Deve scontare 1 anno, 1 mese e 13 giorni di carcere per reati commessi tra il 2008 e il 2019, tra cui furto, guida in stato di ebbrezza e detenzione di sostanze stupefacenti. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Trieste per l'esecuzione della pena. I controlli lungo le principali arterie della provincia e nelle aree di confine continueranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza del territorio. Terzo servizio, sfrecciava a 40 all'ora senza pedalare, non era però in bici. Fermata a Barcola dalla polizia locale una e-bike modificata, scattata maximulta da 1.200 euro e anche il sequestro del mezzo. Sfrecciava nel lungomare di Barcola a 40 km/h senza nemmeno toccare i pedali, un comportamento anomalo che non è sfuggito a una pattuglia del reparto motorizzato della Polizia Locale di Trieste in servizio sabato mattina 21 giugno. L'attenzione degli agenti è stata attirata da una bicicletta elettrica che per oltre 1 chilometro procedeva a velocità sostenuta in modo completamente autonomo, senza alcuno sforzo da parte del conducente. Il controllo ha fatto presto chiarezza, si trattava di un mezzo truccato e non conforme alle caratteristiche previste dal codice della strada per i velocipedi a pedalata assistita. Secondo l'articolo 50 del codice, infatti, le e-bike devono essere dotate di un motore elettrico ausiliario con potenza massima di 0,25 kW che si disattiva al superamento dei 25 km/h o quando il ciclista smette di pedalare. È ammessa la presenza di un pulsante per la partenza assistita, ma solo fino a una velocità di 6 km/h. Nel caso specifico la bicicletta era invece dotata di un acceleratore di velocità sulla manopola, non si fermava al raggiungimento dei 25 km/h e viaggiava autonomamente ben oltre i limiti imposti dalla legge. In altre parole, si trattava a tutti gli effetti di un ciclomotore mascherato da bici elettrica. Il risultato è stata una sanzione salata, quasi 1.200 euro di multa, fermo amministrativo e sequestro del mezzo, in base agli articoli 97 e 50 del codice della strada. La conducente inoltre avrebbe dovuto indossare il casco e circolare con assicurazione, targa e certificato di circolazione. La polizia locale coglie l'occasione per lanciare un monito ai cittadini, prestare la massima attenzione nell'acquisto di biciclette elettriche e verificarne attentamente le caratteristiche tecniche. La sicurezza sulle strade dipende anche dal rispetto delle regole e dalla consapevolezza dei rischi connessi a un uso scorretto di questi mezzi. Allora, torniamo al Corriere della Sera, partita chiusa sul terzo mandato, regionali braccio di ferro sul rinvio, De Luca urne in primavera, stop da parte del presidente della Toscana Giani.
In commissione no al testo leghista, il lombardo Fontana, Mezzucci. Queste sono anche le posizioni del centrodestra, rivediamole. Fratelli d'Italia aveva aperto, ma la posizione contraria di Forza Italia ha fatto saltare tutto. Forza Italia è sempre stata contraria a far saltare il tetto ai mandati. La Lega ha provato più volte a far saltare il tetto ai mandati, il ministro Calderoli si è speso per trovare una soluzione. Giustizia, la difesa di Nordio in aula, polemica sul canguro, Piccolotti e gli altri, le vite sotto stress dei parlamentari in balia del riconteggio. Questo è il caso di una deputata che rischia il seggio. La consulta in tour nelle scuole, il presidente della consulta Amoroso e il ministro dell'istruzione hanno firmato ieri la carta di intenti per far ripartire il viaggio in Italia dei giudici della consulta nelle scuole. L'obiettivo è spiegare agli studenti il ruolo e l'impatto della Corte sulla vita di tutti i giorni, come se non avessero già altro da fare, e i giudici e gli studenti. La sfida a Orban per il Pride vietato, parlamentari e attivisti a Budapest, anche Schlein e Calenda domani nella delegazione dell'Unione Europea, Ursula, che credo sia la von der Leyen, l'Ungheria deve permetterlo. La manifestazione delle proprie idee è il sale della democrazia, dice il ministro degli esteri Tajani. E poi il letto da marinaio, i ritratti, le sue pipe, la mansarda di Pertini diventa un museo e la casa da 37 metri quadrati dove visse il presidente. E questa è appunto una mansarda in Palazzo Castellani, in piazza Trevi a Roma, dove Pertini abitò durante il mandato da Presidente della Repubblica. Queste sono l'immagine di Pertini quando lasciò il Quirinale commosso, e qui invece c'è Pertini con la moglie Carla Voltolina. Dormiva su un letto da marinaio perché diceva: mi ricorda gli anni di galera, ero a poco più di una branda stretta e scomoda sotto la quale c'era un cassetto in cui custodiva una vecchia bandiera socialista. Sulla parete il ritratto di un pastore davanti a un tavolo spoglio con un pezzo di pane come magro pasto, eppure quel dipinto gli era caro perché lo riportava alla durezza del carcere. Questo era Pertini. Guai se in quel periodo della storia del nostro paese non ci fosse stato un presidente come Pertini. A Marsiglia 10 ricercatori americani scappano da Musk e Kennedy Jr., le università, le candidature arrivano dalla NASA, ci sono anche biologi e immunologi. L'Ateneo ha ricevuto 300 curriculum dagli Stati Uniti, 39 selezionati, ma i colloqui vanno avanti. In Francia 2 morti per un nubifragio, per il maltempo, piove nell'aula del Parlamento. Repressione in Kenya, 16 vittime, il presidente Ruto, con una T, silenzia TV e giornali. Stati Uniti, la Corte Suprema blocca i fondi statali all'associazione pro aborto. Il verdetto in South Carolina, le cliniche, conseguenze disastrose. Planned Parenthood in inglese significa genitorialità pianificata, è la più grande organizzazione che negli Stati Uniti si batte in favore della legislazione abortista, dell'educazione sessuale, della pianificazione della famiglia, fornendo servizi sanitari e medici come la contraccezione e dove è consentito appunto l'aborto. La BBC e le news a pagamento in America. La BBC ha annunciato ieri il lancio di un servizio a pagamento per i suoi utenti negli Stati Uniti. Garlasco, i PM rilanciano sui rifiuti, ora vanno cercate le impronte, richiesta della Procura. L'avvocata Di Sempio, l'assenza del suo DNA conferma che lui non era lì.
Sull'immondizia sono stati trovati solo i profili genetici di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Il sub nel Tevere a caccia del trolley di Kaufman, inchiesta su Villa Pamphili, il finto regista e le vittime affittarono una casa senza pagare. Via D'Amelio depistaggi, il mistero dell'agenda di Borsellino e l'indagine sul procuratore morto, Caltanissetta accertamenti su Tinebra e una loggia massonica coperta legata alla mafia. Anna Wintour, l'addio a Vogue, l'icona della moda chiude un'era, lascia la direzione dopo 37 anni ma rimane ai vertici di Condé Nast. Andiamo ancora avanti, vediamo. Eccolo, Bezos e i super VIP sfilano a Venezia, io contribuisco a preservarla, dice Bezos. Qui c'è anche la foto di Oprah Winfrey, perché poi i VIP a questo punto sono questi, si parlava anche di Barbara Streisand, ma non ho letto in questo senso. E poi c'è stata anche una protesta del collettivo Extinction Rebellion, in cui uno dei circa 40 attivisti, travestito da finto sposo, è stato ieri in piazza San Marco per protestare contro le nozze di Bezos. Per imitare Milly Carlucci sono andata in crisi totale, ho partecipato a Miss Italia iscritta di nascosto da mio papà. Giulia Vecchio, attrice, diplomata al Piccolo Teatro di Milano, ha esordito nella soap Il Paradiso delle Signore. No, allora, è quella che interpreta, che fa le imitazioni. Adesso ho capito, chiedo scusa. Perfetto, è una brava. Allora, andiamo avanti. No, siamo arrivati alle pagine che precedono quelle di economia, che io salto a pie pari per arrivare alla cultura. Vediamo giusto un attimo un accenno. Libro in crisi, ripartiamo dagli editori, confermati i vertici dell'AIE, e che è strano perché se il libro è in crisi confermano i vertici. Queste sono dinamiche che non sono da interpretare. Per quanto riguarda invece la pagina di spettacoli, si parla del film Jurassic World La rinascita, interpretata da Scarlett Johansson. Ormai anche per quanto riguarda, anche per quanto concerne Jurassic World, non si capisce più il numero di film che sono stati fatti. Intanto Denis Villeneuve dirigerà il nuovo film su James Bond, mamma mia. 7 sono gli episodi che riguardano la saga di Jurassic Park. Allora, Luciano Violante avrà una rubrica bella ma, spiegherò anche la Costituzione, teniamoci forte. Einaudi Superstar a Londra. Sanremo non sarei adatto, sold out alla Royal Albert Hall. Giffoni anche Sorrentino e Tim Burton tra gli ospiti. Vasco Rossi olimpico per 120.000 fan, portare la gioia con il rock è la mia ragione di vita. Vediamo le pagine, queste sono le pagine di eventi, ma volevo arrivare allo sport. Come Pio comanda, il gol con River Plate, muscoli, nervi, l'abbraccio con il fratello Seba Esposito, 20 anni domani, segna e ragiona da Inter, adesso resta qui. La Juventus in vacanza lancia e favorisce il festival City Goal, quindi significa che ha perso. Ronaldo raddoppia e chiama Messi, dalla Liga all'Arabia l'eterna sfida. Amen. Coni, il futuro è buon figlio, sono da gara, uno che lotta, battuto Pancalli, il successore di Malagò, dialogherà maggiormente con la politica. 74 anni,
il nuovo presidente del CONI ed è il primo atleta olimpico al governo del CONI, appunto, e questo è magari anche buono. Andiamo per chiudere la lettura del Corriere della Sera alla fil diretta di Aldo Grasso, ma non ci interessa, allora torniamo più che al piccolo, torniamo ai servizi andati in onda ieri, perché l'assessore regionale alle politiche ambientali Scoccimarro ieri ha rivendicato in qualche modo il ruolo svolto dalla Regione per quanto riguarda la ferriera di Servola. L'accordo con Arvedi del 2019 e l'intesa politica, dice Scoccimarro, garantirono la riconversione. Vediamo. Le date sono sbagliate perché 5 anni sono passati abbondantemente dalla chiusura dell'altoforno e precedentemente, se mi permettete, anche dal 29 agosto del 19, quando io firmai una lettera insieme alla proprietà, all'ingegnere Arvedi, perché accettò finalmente, dopo uno scontro molto aspro, che divenne poi un confronto, e arrivammo alla conclusione, la Regione, cioè sottoscritto con il Cavaliere Arvedi, per la riconversione della ferriera. Questo avveniva il 29 agosto del 19. Non è andato giù all'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro l'annuncio dei 5 Stelle triestini che domani intendono festeggiare il 5° anniversario dell'accordo per la chiusura della ferriera di Servola, con la presenza a Trieste dell'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del suo Ministro dell'Industria. A Stefano Patuanelli Scoccimarro riconosce l'impulso dato all'iter che portò alla dismissione e poi all'abbattimento dell'impianto siderurgico, che però lui stesso aveva avviato ben prima con l'accordo siglato con la proprietà dello stabilimento. Un po' di fortuna ci vuole e il governo nazionale, il Conte 1 passò al Conte 2 e il ministro dell'Industria da Di Maio arrivò Patuanelli, l'amico Stefano, triestino, e quindi il treno che era già in corsa, un Intercity, divenne un Frecciarossa appunto grazie all'appoggio del ministro triestino. Io penso che il senatore Patuanelli avrà l'onestà intellettuale, e ce l'ha, di appunto condividere quello che è un percorso che è una vittoria di tutta la città di Trieste per la riconversione della ferriera in industria pulita in area portuale e logistica, che ci permetterà di far aumentare i lavori del porto. Singolare poi, secondo l'assessore, che il festeggiamento avvenga all'interno della festa della CGIL a San Giovanni. Io mi ricordo che la CGIL era nettamente contraria, quasi minacciò di venirmi a prendere a casa se non mi fossi presentato all'assemblea dei lavoratori, che ovviamente io partecipai senza nessun problema. Allora, andiamo avanti con la lettura del piccolo. Nel frattempo ho già sentito, è arrivata in studio, in redazione, la nostra prima ospite, che è il segretario provinciale del Partito Democratico, la segretaria provinciale del Partito Democratico, Maria Luisa Paglia. Allora, ormeggi a Porto San Rocco, 546 barche e tante richieste, poi c'è una querela per quanto riguarda le riprese televisive dentro l'aula di San Dorligo della Valle, interrogazione del consigliere Marchesic per la mancata comunicazione, il sindaco Coretti replica, siamo ridicolo, era una troupe della RAI slovena. Spazio Enel all'Opicina in via Nazionale al servizio del Carso, la processione patronale rinnova a Muggia la tradizione istroveneta. Siamo alle pagine di cultura del piccolo. Tosca al Castello di San Giusto, domenica il Verdi porta a Trieste il famoso titolo pucciniano, il Maestro Calesso è l'opera più cinematografica in assoluto, perfetta da fare open air e a maggior ragione diciamo in un castello, visto che appunto Tosca finisce a Castel Sant'Angelo. Qui abbiamo ancora le questioni che riguardano lo sport, manca ancora l'ufficialità, ma l'ex centrocampista Labardato sarà il nuovo tecnico della Triestina, Gorgone. Ieri definiti i dettagli in vista di una stagione con obiettivo salvezza. Ok, parliamo adesso di un'eccellenza triestina che è la cardiologia, un'eccellenza che viene riconfermata da un ulteriore accreditamento internazionale, quello in ecografia avanzata transtoracica.
La struttura complessa di cardiologia, parte del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare di Asugi, ha ricevuto l'accreditamento internazionale e la certificazione in ecografia avanzata transtoracica. Il risultato costituisce un prestigioso riconoscimento per la struttura diretta dal professor Gianfranco Sinagra ed è stato raggiunto in base alle competenze, ai volumi di attività, all'organizzazione, alle tecnologie. Oltre 10.000 ecocardiogrammi ogni anno, il 20% dei quali nel setting dell'urgenza-emergenza, con oltre 560 ecocardiogrammi transesofagei per l'assistenza alle procedure avanzate in sala emodinamica sui difetti strutturali congeniti e valvolari. Sono alcuni dei numeri che caratterizzano l'attività del laboratorio, che ha sede presso il Polo Cardiologico di Catinara, coordinato da Renata Corcova e che ha avuto in Bruno Pinamonti il suo operatore storico di grande autorevolezza scientifica. Presso il laboratorio operano in ruoli certificati di alta specialità Gabriele Secoli e Antonio De Luca e negli ultimi 25 anni le competenze di ecocardiografia avanzata sono diventate patrimonio di gran parte dell'organico dirigenti della struttura. Grazie ad importanti investimenti da parte di Asugi e del Servizio Sanitario Regionale e di benefattori come l'Associazione Amici del Cuore e la Fondazione Casali, il laboratorio è sede di alta formazione per centinaia di specializzanti afferenti da tutte le scuole di specializzazione italiane che possono beneficiare di tecnologie d'avanguardia, casistica complessa e progetti formativi avanzati. Il prestigioso riconoscimento si aggiunge all'essere la cardiologia ospedaliera universitaria di Trieste parte della rete europea per le malattie cardiologiche rare e complesse, in particolare nel setting delle cardiomiopatie. Allora, chiudiamo questa parte di Sveglia Trieste, andiamo in pubblicità, poi sarà con noi la segretaria provinciale del Partito Democratico, la professoressa Maria Luisa Paglia. Dopo la pubblicità. Allora, come annunciato, siamo in compagnia di Maria Luisa Paglia, segretaria provinciale del Partito Democratico. Grazie per essere tornata nei nostri studi. Guardi, c'è già una mail. Già. Intanto buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'invito a tutti. No, grazie. Allora, c'è già una mail che è molto, molto bella, per dire la verità, perché puntualizza su un argomento abbastanza importante, ancorché magari qualcuno potrebbe pensare di no. Quando una scuola organizza gite scolastiche non gratuite, tiene conto anche della possibile indisponibilità economica di certe famiglie? Seconda domanda, cosa fa la scuola per dissuadere gli studenti più abbienti a sfoggiare la loro maggiore disponibilità, evitando così l'emulazione degli studenti meno abbienti che costringono le famiglie a grossi sacrifici? La prima capisco di più, la seconda la capisco un po' meno. Però, insomma, comunque sono due domande interessanti, sì. Veramente. Sì. Allora, rispondo innanzitutto alla prima. Cosa fa la scuola per agevolare la partecipazione alle gite che, diciamolo, non sono pensate come gite di divertimento, ma gite di istruzione, quindi fanno parte a tutti gli effetti e devono avere una stretta correlazione con la programmazione didattica portata avanti durante l'anno o nel quinquennio, diciamo. Le scuole si organizzano in tal senso. Per le famiglie meno abbienti prevedono, passando dal consiglio d'istituto in cui c'è la componente anche dei genitori, in rappresentanza dei genitori, e prevedono il pagamento di una quota, non so, o di un contributo dell'intera quota a seconda della situazione economica delle famiglie, assolutamente sì. Il secondo quesito è un po' più, come dire, difficile da individuare perché dipende da situazione a situazione. Scuola primaria c'è l'obbligo del grembiule proprio per equiparare sì. ed evitare che qualcuno venga con la MIS firmata e un altro viene in tuta, ecco, si cerca non so, nel mio istituto comprensivo, per esempio nella mia scuola, nel plesso della primaria,
abbiamo cercato di equiparare anche le piccole festicciole di compleanno. Prima ogni famiglia che lo desiderava mandava dei dolci, torte, così. C'era chi lo faceva e c'era chi non lo faceva, allora si è deciso che non si fa più e sono gli insegnanti che dedicano un'ora di svago, di ballo, di visione di video per festeggiare il compleanno, di musica, con la merenda regolare loro, uguale per tutti. Allora, probabilmente in questo caso è più delicato e più vasto il quesito, perché dipende appunto dalla soggettività, dalla buona volontà dell'insegnante, dalla sensibilità rispetto a certe situazioni. Magari in alcune classi si verificano queste criticità e in altre classi non ci sono, e quindi non c'è l'esigenza di escogitare delle strategie. Allora vi ricordo 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it. Già che ci siamo, una mia curiosità per quanto riguarda la scuola, mi sembra di aver colto, però ripeto, sono cose che ci sia da parte degli studenti degli ultimi anni meno pressione per quanto concerne la maturità. Cioè come se per esempio il sistema dei crediti cioè faccia in modo che l'esame di maturità venga visto come la fine di un percorso fatto anche d'altro e non invece come capitava per esempio ai tempi miei, quando invece l'esame di maturità era l'esame con la E maiuscola, con tutto quanto questo comportava dal punto di vista anche dello stress psicologico. Io ho visto gli studenti del Galilei, ero andato un paio di settimane fa, e erano abbastanza tranquilli. Adesso non so, poi dopo può anche essere che magari sì. Allora, io parlo per conoscenze in diretta, figli di colleghi, di amici, e li ho visti abbastanza ansiosi. Poi, comunque, è soggettivo. Sì, diciamo che la scuola un po' si è adeguata, mentre ai nostri tempi si valutava solo sulla competenza didattica, sull'apprendimento degli anni scolastici. Adesso si tiene conto di altre competenze, mi pare che vengono computate anche i test invalsi, oppure c'è un apprendimento di tipo trasversale anche in una versione di latino, non c'è la semplice traduzione come veniva ai nostri tempi, ma poi ci sono dei quesiti a cui rispondere con un limite di righe in cui esprimersi, nello spazio in cui esprimersi, in cui si pongono delle domande per verificare se si è compreso il senso della versione. Ecco, diciamo che si cerca di valutare a più ampio spettro l'alunno o l'alunna nel suo insieme, non nell'apprendimento solo di storia, geografia, latino, italiano, e probabilmente gli studenti hanno un po' meno ansia perché hanno più strumenti a disposizione rispetto a quelli che avevamo noi. Intelligenza artificiale, ricerche su internet, insomma hanno più sollecitazione ma anche più aiuti se utilizzati nel giusto modo. Io penso comunque che in linea generale, tranne qualche spavalderia, questo è un momento di crescita, un momento in cui si ha un minimo di ansia, ma aiuta quell'ansia a crescere, è anche giusto che ci sia. Sentiamo la telefonata in linea, buongiorno. Buongiorno Bosazzi, sono Diego. Buongiorno Diego, salve. Allora, io ho visto la presenza dell'ospite, volevo solamente approfittare per fare un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi che stanno completando in questi giorni gli esami orali. Ecco, era solo un pensiero rivolto alle nuove generazioni. Mentre avevo una curiosità da chiedere al conduttore, facendo riferimento ai fatti accaduti a Barcola l'altro ieri sera, se non sbaglio, ecco. Io ho memoria che c'era un certo Tazio Nuvolari che una volta guidava usando una chiave inglese durante una gara automobilistica. Quindi volevo capire se Bosazzi aveva scoperto se guidare con un cacciavite conficcato nel petto è invece previsto dal codice delle strade italiano, insomma, perché ormai ne sentono talmente tanti di tutti i colori
che questi fatti di cronaca fanno sorridere, anche se poi invece hanno un fondo di tragicità. Me lo sono chiesto anch'io ieri quando ho sentito il servizio di Bernardo Gulotta. Mi sfugge questo evento. Hanno un tizio a Barcola, dopo una lite, è stato visto allontanarsi dal luogo della lite con un coltello conficcato con un cacciavite conficcato nel petto. Poi questo lo hanno anche visto salire in macchina, eccetera. Allora mi domandavo se si può guidare visto che non si può guidare telefonando, giustamente, eccetera, forse anche guidare con un cacciavite conficcato nel petto. Il mio dubbio è quello di cosa farebbe la polizia locale in questo caso, se lo fermano. Quale contravvenzione gli un'arma impropria, uso di arma impropria, immagino. Questo è curioso, se lo fermavano cosa gli contestavano, insomma. Vabbè. Grazie. Non avrà avuto probabilmente gli auguri ai maturandi, spero che dopo questi ultimi giorni di fatica si godano un po' le vacanze, anche perché poi abbiano un po' di ottimismo anche verso il futuro, verso il mondo del lavoro che li attende. Vi saluto. Grazie Diego, saluti. Buona giornata. E vi auguro una buona giornata. Saluti il portiere, il figlio del signor Diego che gioca a calcio nel ruolo di portiere. Per questo dico, magari qualcuno pensa che sia il portiere d'albergo o d'altro. Allora, torniamo su un argomento, su una notizia della scorsa settimana. Chiamiamola la rimozione, poi dopo sui termini ci si può sempre mettere d'accordo, del segretario generale del Porto Torbianelli. Vi preoccupa? Sì, c'è una certa preoccupazione, ma io credo che non sia una preoccupazione limitata al mondo politico, ma a tutta la cittadinanza e al mondo, insomma, imprenditoriale e produttivo della nostra regione, perché il dottor Gurrieri è stato presidente in pectore e come ogni presidente ha nominato il suo segretario generale. Il fatto di averlo destituito dopo una settimana da questo incarico è chiaro che c'è stata un'ingerenza da parte della politica. Allora, come è stato detto da tanti, di solito c'è un consiglio, chiamiamolo così, da parte del mondo politico, però questo suggerimento viene fatto nell'ambito di un'area di competenze. Viene scelta una persona che, con cui c'è una comunanza di linea politica, però in base a delle competenze, ed avviene prima, insomma, come è stato fatto negli anni, non negli ultimi anni, ma da sempre. Il fatto che è eclatante è stato che il Presidente ha scelto il suo segretario, che è una persona con competenza e che ha lavorato insieme a Zeno D'Agostino, a cui tutti, indifferentemente parti politiche, gli hanno riconosciuto l'aver potenziato il porto di Trieste, averlo portato a livelli di importanza nazionale. Ecco, aver destituito questa persona significa un po' rinnegare quel percorso che ha fatto Zeno D'Agostino. E il fatto che la Procura abbia convocato poi il dottor Torbianelli evidentemente ha destato qualche sospetto, perché o c'è un suggerimento antecedente, non è che la politica può a qualsiasi dipendente, a qualsiasi imprenditore del pubblico ordinare di destituire una persona. Immagino, nessuno sa cosa ha pensato la Procura e cosa stia portando avanti, però sono dei fatti oggettivi a cui stiamo assistendo tutti, di cui siamo tutti a conoscenza, quindi un fatto grave che potrebbe dar spazio ad altri comportamenti simili, ad altri eventi simili. Ci auguriamo che la cosa venga risolta nel migliore dei modi e anche velocemente, perché le deleghe del dottor Torbianelli sono state spacchettate e assegnate a vari altri dirigenti. Allora, la domanda che ci poniamo è: ma sarebbe potuto succedere questo in un'azienda tipo Fincantieri? In un'azienda privata? No, impossibile,
perché il ruolo del segretario generale è importante per la collaborazione che c'è insieme al Presidente. Allora abbiamo un Presidente in pectore e non abbiamo un segretario generale. E questo stallo potrebbe durare anche un anno, diversi mesi, ma qua ci va di mezzo il futuro della nostra città, del nostro territorio regionale, perché il porto è la nostra eccellenza, è quello che rappresenta l'indotto migliore, è quello che può come dire, portarci avanti nel futuro noi e le nuove generazioni, quindi è un fatto molto preoccupante, non il fatto in sé, ma cosa succederà adesso, come si procede. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, Prego. sono Maria Giovanna. Buongiorno. Allora, riguardo a chi ha guidato con un cacciavite Sì. In petto, io mi dico che tutto questo mi sa tanto di gioventù bruciata, e andatevi a guardare il film perché mi sembra che oggi siamo lì. Anche perché le bravate che vengono fatte con i mezzi, ad esempio a 2 ruote, cioè sembra D'Agostini, dei miei tempi ovviamente, D'Agostini su una pista. E questo è uno. E punto 2, vorrei dire una cosa, per l'ennesima volta si vuole affossare Trieste perché evidentemente Trieste dà fastidio. E Trieste è un'araba fenice perché poi siamo ritornati a rinascere dalle nostre ceneri. Cioè il porto, cioè io rimango veramente sbalordita di come vengono agite, di come vengono fatte le cose. Mi scusi, ma la cosa mi rattrista in maniera folle. Vi ringrazio. Okay. Ma grazie alla signora per gli sia spunti più o che ci ha meno dato. Sì, innanzitutto è giusto quello che ha detto la signora, perché il fatto dei giovani, faceva riferimento ai giovani, c'è una mancanza di valori diffusa, infatti il disagio giovanile, se ne parla di questo disagio abbastanza, e se ne parla ma non si stanno attivando delle strategie per risolvere questo problema, e lo abbiamo sempre detto e diverse volte. Per risolvere il disagio bisogna andare alle cause e lì necessita la collaborazione della famiglia insieme alle istituzioni scolastiche, insieme alle forze dell'ordine, agli assistenti sociali. Nessuno parla dell'educativa di strada. Cosa significa? Significa che quando ci sono delle segnalazioni, ragazzi anche minorenni o poco più che minorenni che vengono trovati con armi o ci sono delle risse, in altre città funziona, va questo team, questo gruppo in cui c'è il poliziotto, il carabiniere di quartiere, c'è l'assistente sociale e c'è uno psicologo, insomma si crea una rete attorno a questo ragazzo che non viene solo denunciato. Allora si va dalla famiglia, si cerca di capire se il ragazzo studia o lavora, se ci sono altre problematiche, si crea un progetto, si viene preso in carico dai servizi sociali, si cerca di accompagnarlo e di seguire la famiglia se ha bisogno di aiuto, se ha gli strumenti giusti per aiutarlo. E allora non risolviamo niente se di fronte a un caso anche di questo, il cacciavite, insomma è un esempio della... Poi bisogna vedere anche se era uno giovane questo. Ecco, non sappiamo se era un giovane, ma non si può fermare lì la notizia e poi così le cose vanno avanti e in questo caso peggiorano. Poi la signora, ecco, e la seconda riflessione che ha fatto la signora conferma quello che abbiamo detto prima, c'è una preoccupazione da parte della cittadinanza, ecco, su questa situazione del porto, perché tutti sanno che il porto è il punto di eccellenza della nostra città e allora sapere che in questo momento è in una fase di stallo e per questa situazione mette certamente una grande preoccupazione. Due cose allora, c'è da dire anche questo. La signora ha parlato appunto dei giovani, sì, eccetera. C'è da dire anche che però ci sono anche dei ragazzi che, voglio dire, le nuove generazioni presentano
anche della gente molto, molto attenta, molto, molto attiva, eccetera. Insomma, ci sono molti giovani, sono attivi nel volontariato. Sì, questo è... Sono attivi nel volontariato. Io lo sollevo sempre questa evidenza. Non partecipano ad attività politiche, ma partecipano ad attività di volontariato. Evidentemente sono attratti da valori più puri, non so come dire, che li fanno sentire più partecipi e più, come dire, con la consapevolezza che possono cambiare qualcosa. C'è un altro, diciamo, per quanto riguarda la città. Negli anni scorsi, no, venivano messe insieme due persone, insomma, da un lato Zeno D'Agostino per quanto riguarda il porto, dall'altro Andreina Contessa per quanto riguarda il castello di Miramare, che negli anni di gestione da parte della dottoressa Contessa è cambiato veramente da così a così. Anche lì c'è una situazione, posto che adesso c'è un responsabile ad interim, eccetera, anche di grande valore, perché è la persona che dirige, credo se non mi sbaglio, i Civici Musei di Venezia, quindi insomma è una persona che sa il fatto suo, però vuol dire è come se anche lì Trieste abbia necessità di un nome, di aver già un nome, insomma, no? Cioè di non lasciare una sorta di vacazio in una realtà come quella del Castello di Miramare, che qualcuno potrebbe dire, boh vabbè, ma è non è proprio così, e l'abbiamo visto appunto, che è la situazione. Ma questo qua riflette la situazione per cui, cioè anche la politica ha perso dei valori. Allora, stiamo parlando di poltrone, ecco, è inutile che stiamo parlando, allora, e per spartirsi queste poltrone, dobbiamo dire le cose come stanno, necessitano dei tempi, perché c'è una continua mediazione. Tu vai lì, il mio va lì, il tuo va lì. Allora, però non bisogna partire da questo punto di vista. Allora, una cosa è delegare, una cosa è assegnare a qualcuno che ha la tua linea politica, ma una cosa è proprio spartirsi le poltrone, ma non sulla base delle competenze, ma appunto sulla base dei posti, di quanti posti ho io, di quanti posti hai tu. Allora, così si rovina un territorio, si può rovinare un'economia, si può rovinare quello che è già stato fatto, quello che ha detto lei, dottor Bosazzi, il percorso fatto dalla dottoressa Contessa sul museo e il parco di Miramare è stato qualcosa di eccellente, cioè sono fatti oggettivi. Lì la politica non c'entra, qua si tratta di, il nostro territorio ha il diritto di avere delle persone che si occupano con passione in questi due settori, non di avere delle persone solo che occupano delle sedie e basta. E il fatto che ci sia, come ha fatto riferimento al direttore dei Civici Musei, una persona di grande competenza, ma quando si è a titolo provvisorio, quando si ha un altro incarico da un'altra parte, umanamente non puoi potenziare, sei lì a titolo provvisorio, non puoi neanche, come dire, occuparti perché hai il tuo incarico fisso e quello è così di provvisorio. Non puoi instaurare relazioni, non puoi capire cosa devi fare, progetti a lunga scadenza, non puoi neanche farlo, un progetto a lunga scadenza, perché non sa fino a quando starà lì. Qui c'è invece un telespettatore che propone questa riflessione, dice: l'Australia ha proibito per legge l'uso dei social media per i giovani sotto i 16 anni. Volevo chiedere il parere dell'ospite sull'utilità o meno di questa misura e se questo sarebbe possibile anche in Italia. Beh, ma la legge italiana vieta l'uso dei social ai minorenni. Infatti, per iscriversi, per esempio, su Facebook, bisogna dichiarare di essere maggiorenni. Allora, la legge c'è, ma evidentemente non c'è un controllo. Io so di genitori che aprono loro stessi il profilo Facebook e i figli lo sanno, quindi il figlio è minorenne ma il genitore sa. Allora, io penso che tutto bisogna, come dire, affrontarlo con equilibrio. Ci sono dei progetti didattici scolastici che consigliano l'uso di social che sono utilizzati, l'abbiamo fatto tanti anni fa con la mia classe, l'abbiamo utilizzato quando avevamo adottato il progetto il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
Allora, l'agenzia, diciamo, gli operatori, i facilitatori di questo progetto ci consigliavano l'utilizzo di un social che è simile a Facebook, ma non è pubblico, è utilizzato solo dai docenti e dalle famiglie. Le famiglie erano osservatori, potevano solo osservare, entrare, leggere. E i ragazzi e i docenti avevano due ambiti in cui operare. Allora, se queste nuove possibilità vengono utilizzate con grande equilibrio e nella modalità giusta, sono anche produttivi, sono positivi anche per i ragazzi, e quando vengono utilizzati in malo modo, senza controllo da parte della famiglia e senza rispettare le leggi, perché sui social bisogna essere maggiorenni. Non esiste in Italia una legge che dice ti puoi iscrivere a un social se sei 14 anni, no. Qui c'è dice questo telespettatore, la spartizione delle poltrone esiste anche quando c'è la sinistra al potere. Sì, ma l'ho accennato prima, cioè una cosa è la condivisione di una linea politica, il cosiddetto manuale Cencelli, va bene, lo conosciamo tutti, però quando è stato nominato Zeno D'Agostino non c'è stata la contrattazione, si è visto tra un panorama di competenze ed è stata scelta la persona. Cioè il risultato è stato ottimale, non c'è stata la mediazione continua tra un partito o un altro, perché quello che ha prevalso è stata la competenza e si è visto, i risultati si sono visti, ma anche per la dottoressa Contessa ha prevalso la competenza. Qua stiamo parlando che sta prevalendo un'altra cosa, il fatto della spartizione delle poltrone, e bisogna capire che cosa si dà priorità. E poi ci sono stati casi, tuttora ci sono casi di professionisti di sinistra che lavorano per rappresentanti pubblici di alto livello di destra e viceversa, perché si dà la priorità alla competenza. Per quanto riguarda invece, poi dopo andiamo in pubblicità, per quanto riguarda la questione dell'uso dei giovani, dei social media, eccetera, per certi aspetti, mettiamola così, si può tornare anche alla domanda con cui abbiamo iniziato, no? Cioè, per alcuni l'uso di Facebook e anche di altri social media è anche una questione di, come dire, se non li adoperi non sei importante, non fai bene. E vale in qualche modo anche per l'abito firmato e queste cose qua, secondo lei, o è un ambito differente comunque? Ma no, conosco tante persone che non sono, come diciamo ultimamente, social, nel senso non sono presenti, magari hanno un profilo ma è ferma 10 anni fa. Sì. Ecco, ogni no. tanto si conta. Sì, ogni tanto. No, non penso che incida. Se la vita, la socialità di una persona è limitata solo sui social, anche si creano delle patologie. Sì, risaputo, giovani che non sanno approcciarsi al sesso diverso e l'unico approccio che conoscono è quello sui social. Allora lì, quello è un uso distorto. Certo. Ecco, ma prima c'erano alcune patologie, ora se ne sono create altre, però ripeto, se fatto nel giusto modo non è una cosa negativa. Ecco, se un ragazzo, un giovane sta 12 ore al giorno sui social, c'è qualcosa che non va, ma lì infatti deve intervenire o una famiglia, perché una famiglia ci deve essere, o la scuola o un altro istituto a cui è affidato il minore. Abbiamo una telefonata, saremmo già in pubblicità, ma se il telespettatore è rapido possiamo intanto sentire la domanda e rispondere dopo la pubblicità. Buongiorno. Dottor Bosacchi, buongiorno. Buongiorno. A lei, al suo ospite, buongiorno, sono Fulvio. No, non c'è Io parlo dico sarà andrà lunga. No, parlo sempre di questioni economiche e non mi rispondono mai sul trattato di pace. Okay. Purtroppo la politica è menzognera, non racconta mai la verità. Okay. E siete colpa di tutto il degrado di Trieste, questo è il discorso. Il Porto Franco Internazionale è un ente di Stato del territorio libero di Trieste, guardate come avete ridotto il porto. Sta perdendo tutti i traffici. Perché non tirate fuori il trattato di pace? Io parlo di una legge italiana, il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana. La legge 3054 del 52 ha recepito la legge precostituzionale 1430 di quando era il governo provvisorio con Enrico De Nicola.
Perché non tirate fuori? Perché non leggete a tutti i cittadini, dite cari cittadini, io non posso fare niente, ma questi sono i vostri diritti. Tutto qua. Grazie e spero una risposta. Buona giornata. Dopo la pubblicità diamo anche la risposta. Allora, trattato di pace, insomma, la solita domanda. Io ripeto, il telespettatore chiama quasi ogni giorno, alcuni poi si lamentano, ma insomma, siccome pone le sue domande in maniera molto civile, per dire la verità, ancorché, quindi, allora io di questo sempre glielo riconosco. Okay. L'unica risposta che posso dare è che siamo in uno Stato in cui c'è una legge della Costituzione, quindi noi facciamo riferimento a quella, non possiamo fare riferimento a una legge diversa o un regolamento comunale, cioè uno statuto regionale. E queste sono le leggi a cui dobbiamo fare riferimento. Noi insegnanti stessi giuriamo fedeltà alla Costituzione come dipendenti pubblici, dipendenti del Ministero, quindi non abbiamo altra legge a cui fare riferimento, non si possono dare altre risposte. Allora, i politici dovrebbero essere i primi a non usare i social. Perché mai se trasmettono dei messaggi? Allora, facciamo una differenza. Ci sono persone che non azzarderebbero mai ad alzare la mano ed intervenire in un dibattito pubblico. E dietro una tastiera si sentono dei leoni, ma lo fanno in senso negativo, utilizzando i social solo come sfogatoio, come luogo di offese, nel senso che condurre una discussione approfondita sui social non è possibile. I social dovrebbero servire per comunicare in modo breve, per diffondere anche dei materiali utili, dei link della stampa, di programmi, cioè per, come dire, diffondere una conoscenza e poi chiunque può andare ad approfondire. Però c'è un uso distorto, io vedo persone. Io parto da me, non dico altro, scrivo un post, manifesto un pensiero e ci sono delle offese riguardanti la persona, riguardanti eventi in cui io non ero neanche nata, per dire ecco, quello è un uso distorto, ma se ne fa buon uso è utile sia a scopo didattico, come parlavamo prima, accennavamo prima, in percorsi scolastici, sia anche nella politica, perché oggigiorno con un tweet, anzi non si chiama più Twitter, su X, ma che non uso, comunque sui social viene a sapere in tempo quasi reale che cosa pensa il presidente dell'Australia, per dire, o cosa è successo all'altra parte del mondo. L'informazione è cambiata, è diventata più veloce. Allora ci sono le difformità, ci sono, come dire, è difficile effettuare un controllo perché si sono diffuse le fake news, no? le informazioni false, però è vero che certe, penso per esempio alla rivoluzione araba, si sono accordati sui social per organizzarla. Sì. È un modo, può essere anche un modo democratico di condurre cioè delle linee politiche, una condivisione, come dire, un modo di confrontarsi. Però, ripeto, dovrebbe essere usata con molto equilibrio. La netiquette esiste, ma nessuno ti sanziona. Se c'è qualcuno che ti offende devi cominciare a fare delle denunce, e non nascondo che io le ho fatte delle denunce, perché quando ci sono delle diffamazioni, cioè delle affermazioni totalmente false che possono danneggiare anche la professionalità di una persona, certo. A mio parere sono da denunciare, perché come avviene nella vita reale la stessa cosa succede, anzi sui social c'è una visibilità maggiore, perché un post può essere letto da 2000 persone, un'offesa può essere in una cerchia a voce, intendo in una cerchia di persone e basta, una cerchia ristretta. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Sì, pronto, sono Maria? Sì, prego. Sì. A proposito della chiamata del signor Fulvio, nessuno mai ha fatto presente al signor Fulvio una cosa, che il territorio libero era stato proposto per motivi con uno Stato cuscinetto per il mondo libero e l'est europeo, e che quindi ci sono ricadute
non esistono più le ragioni in questo senso. E poi non c'era solo la provincia di Trieste, c'era un vasto territorio, compreso il Capodistriano e il Buiese. E lui perché non va a rompere le scatole anche di là? Okay. Questo nessuno ha mai detto queste cose. Okay. E poi tra l'altro, quando sono stati riconosciuti internazionalmente i confini della Slovenia, della Croazia, tra loro e con gli stati, compresa i confini con l'Italia. E i confini con l'Italia vanno dalla Buiese e su fino a Tarvisio, è stato riconosciuto. E volete vedere i tipi di confine, ci sono scritti Italia da una parte e Slovenia dall'altra. Ecco, questo che si faccia una ragione, se non furio fatta. Per fargli presente che anche lei doveva essere un territorio molto più vasto, non solo questa piccola striscia di terra, insomma, ecco. Dopo che l'allegato ottavo, quello lì per il porto di Trieste, siano ancora validi, purtroppo c'è una lotta con gli altri porti italiani che non vogliono questi privilegi, insomma, purtroppo una lotta interna, insomma. Grazie. Non abbiamo politici che preparati qui nella nostra zona, ecco qui. Grazie del contributo, la prossima volta anche la risposta faremo questa obiezione. Volevo farle commentare questo, c'è sul piccolo di oggi, pronto soccorso sotto pressione, in 24 ore a Catinara 278 accessi. È una storia che si ripete, è una storia che probabilmente ha più cause. Sì, sicuramente. Allora, una delle cause è perché questo aumenta come ogni anno durante il periodo estivo. Durante il periodo estivo e quelli che accedono maggiormente sono anziani che subiscono gli effetti del caldo, eccessivo calo della pressione. Però una delle cause quale può essere? Il medico di famiglia ha troppi pazienti e quindi non riesce a seguirli bene, perché se avesse meno pazienti, fosse retribuito meglio, avrebbe insomma un'organizzazione migliore della sua professione, molti di questi pazienti non accederebbero al pronto soccorso, perché si tratta, infatti l'articolo dice, molte volte, non l'articolo dice il medico che è stato intervistato, sono persone a cui bisogna rimodulare il farmaco della pressione quando arriva l'estate e arrivano collassati al pronto soccorso, quindi intasano e poi rallentano il lavoro del pronto soccorso. Vero è poi un'altra concausa il fatto che pochi medici ormai scelgono questo percorso appunto per le difficoltà che presenta, non possono andare in ferie, sono costretti a fare dei turni lunghissimi perché a volte il collega del turno successivo non riesce per motivi X, e ci sono tutta una serie di difficoltà. Allora bisognerebbe dipanare questa matassa e piano piano andare ad agire lì sulle cause. Però è importante, questa è la sanità è uno dei pilastri in uno Stato civile, l'istruzione, la sanità pubblica, noi paghiamo le tasse, è un servizio che ci deve essere restituito in modo dignitoso e decoroso, ma sappiamo ultimamente che molti cittadini e cittadine sono costretti, chi può farlo, chi se lo può permettere, sono costretti a fare riferimento alla medicina privata, al servizio privato, perché ci sono liste d'attesa molto lunghe. Una visita in dermatologia o in alcuni settori che non vengono considerati prioritari hanno delle liste d'attesa di tantissimi mesi. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto? Ecco, sì, buongiorno. Prego. Ma io volevo un po' allargare il discorso su un aspetto un attimino più di spettacolo, no? E volevo riferirmi al matrimonio di Bezos a Venezia. Diciamo, possiamo avere tante teorie contrarie, no? Però il discorso di base è che questo porta 30 milioni di euro a Venezia, fa lavorare tutti, indipendentemente che l'albergo, l'hotel sia di qualche catena straniera, eccetera. Evidentemente abbiamo tutti i vari impiegati che lavorano lì, che vengono pagati bene, che spinge la città ad essere veramente un gioiello, e i 32 milioni di visitatori che vanno a Venezia sono quelli che fanno mordi e fuggi, non portano soldi, arrivano con la barca, cioè arrivano col bus, col treno, con l'auto, quello che è, pagano il bigliettino lì per entrare a Venezia,
sporcano la città e non fanno niente. Cioè è inutile che cerchiamo di fare manifestazioni in piazza, questo qua che si arrampica per 30 metri, questi che si buttano, cioè veramente un'espressione veramente tapina e di basso grado medievale nel senso che non è, che Venezia è la città più contemporanea, più moderna medievale che esiste, per cui dico, è noi che ce ne facciamo una ragione, cioè chi ha dei quattrini e li vuole spendere, che li spenda, e se li spende in una città dove sappiamo benissimo quanti ci sono, quanti borseggiatori ci sono che infastidiscono il turista, ma porca miseria, ma che vengano i quattrini che possono aiutare a creare un sistema di sicurezza e di ricchezza e di lustro a questa città, che non dico che non abbia già la sua posizione a livello mondiale, però ci vuole una pulizia e forse purtroppo i quattrini a Venezia servono, per cui il mondo dei ricchi compra, spende, fa crescere le società, le porta avanti. Questo Bezos non ha rubato a nessuno, ha fatto il suo percorso professionale e ha avuto un successo. E perché devi portarglielo via? Cosa sei invidioso? Perché non ti ha invitato? Se ti invitava forse non facevi così. Okay. Comunque, ecco, giusto un adesso riflettiamo su questo. Grazie. No, io ringrazio il telespettatore che ha chiamato perché mi dà l'opportunità di esprimermi su questo tema. Allora, il mio punto di parte, io intanto non ho niente contro Bezos, ecco, non è un fatto personale. Il punto di partenza è questo. Venezia di chi è? Come Trieste, d'altronde, dei cittadini e delle cittadine. La piazza di chi è? Dei cittadini. Sono dei luoghi pubblici. Allora, questi luoghi pubblici, adesso sta passando la modalità, possono essere noleggiati. Venezia è stata noleggiata da un imprenditore, Bezos poteva essere un altro, da uno che può permettersi di pagare il noleggio. Allora, è giusto, la riflessione che dobbiamo farci è questa. È giusto che io, se ho tanti soldi, posso prendermi al noleggio Venezia? Venezia è del pubblico, è dei suoi cittadini. È ammissibile una cosa del genere solo per eventi, il concerto dei 3 presidenti in Piazza Unità, una festa della Repubblica, un concerto, non so, il Papa, le settimane sociali. Ecco, un qualcosa che riguarda tutta la cittadinanza. Eventi pubblici. Eventi pubblici che riguardano tutti. Il signore ha fatto riferimento perché Bezos porta non so quanti milioni di euro, ma questi soldi che porta non creano posti di lavoro strutturali, cioè dureranno quei contratti 3 giorni, il tempo del matrimonio e basta. Il turismo, se regolamentato bene, porta dei posti di lavoro strutturali, contratti a tempo indeterminato. I contratti che ha portato questo matrimonio sono contratti che vengono conteggiati dal governo Meloni, ma durano 3 giorni. E i magazzinieri, e i facchini, e gli autisti, e il servizio di vigilanza, di pulizia, e basta, e poi si rientra nella normalità. Ha fatto un'erogazione, immagino, al comune, sì. Non so, ma penso di sì, ma ci sta la bomboniera, per lui è stata una bomboniera, visto che il suo matrimonio, viste le possibilità economiche che ha, ma il mio punto di vista è questo. E allora, se questo si fa a Venezia, si farà a Trieste, si farà in tante altre città. Ci sono stati tanti altri matrimoni di personalità importanti a Venezia, ma non hanno, come dire, affittato la città e che viene poi recintata, e quindi certi luoghi non sono più accessibili al pubblico, alle persone che devono andare a lavorare e le persone normali che abitano e che sono, come dire, proprietari di una casa, di un posto macchina e di quant'altro. Io non vedo di buon occhio questa esposizione di ricchezza. Ecco, nessuno sta criticando se l'imprenditore si è arricchito in modo onesto, in modo disonesto, lui può farsi il suo matrimonio nel modo più sfarzoso possibile. Stiamo parlando sul fatto di noleggiare, prendere in affitto una cosa pubblica, che sarebbe una città, una piazza, un ponte, ecco, quello che ne deriva. Allora, uno dei motivi, scrive la signora Grazia, uno dei motivi del sovraffollamento del pronto soccorso
e l'accesso di persone che vanno là con il referto appena ritirato e pretendono che esso sia valutato da uno specialista senza passare per il medico di base. Questo non sapevo. Neanche io. Spero che non sia così, perché insomma, parlo, dice la signora, per esperienza personale. Queste persone vanno cacciate a calci nel sedere, così poi vanno in ortopedia perché magari si fanno anche male. Se c'è una prescrizione del medico di medicina generale, poi devono prenotarsi una visita specialista. No, credo che la signora intenda, ricevo un referto, voglio farmelo leggere il prima possibile, vado in pronto soccorso per valutarlo. Se fosse così sarebbe ma non credo che in pronto soccorso possano accettare una cosa del genere. A quale codice corrispondere la lettura di una prescrizione? Magari se la signora, visto che parla per esperienza personale, se magari mi specifica un attimo meglio, poi dopo la riprendiamo anche. Io interpreto così, mi pare un po', anche perché... A meno che c'è un'evidente emergenza, non lo so, ecco, un caso di vita e di morte, è così. Allora, c'è una telefonata, sì, sentiamo. Buongiorno, Buongiorno. sono Sergio. Buongiorno. Volevo chiedere innanzitutto se conoscete Lucio Caracciolo, il giornalista esperto in geopolitica. Sì. Ecco, quello che mi ha colpito in una sua conferenza è stata, la dico in sintesi, una frase, che Trieste è solo, sottolineo, solo formalmente italiana. Allora poi lui si dilunga sul discorso che la cortina di ferro da Danzica a Trieste è stata pronunciata per la prima volta da Churchill, no? Quindi da questa parte c'erano gli americani e dall'altra parte c'erano i russi. Trieste ha fatto parte per 7 anni, fino al 1954, che era sotto gli americani praticamente. Quindi probabilmente in questo momento, dice Lucio Caracciolo, che Trieste, essendo solo formalmente italiana, è ancora sottoposta a certe pressioni come blocco contro, prima era la Russia, adesso è contro la Cina. E si è visto anche, dice lui, no, il discorso che è stata bloccata la via della seta con la Cina. Allora siamo una città che è solamente formalmente italiana, o siamo a tutti gli effetti sotto l'Italia, anche se comunque noi non abbiamo votato per il referendum, monarchia e repubblica. In che situazione siamo messi noi politicamente nel contesto generale del mondo, chiamiamolo del mondo oramai, perché non è più solo locale. Non so se questo adesso riflettiamo è sufficiente. Riflettiamo un attimo. Grazie. Prego, prego. Il blocco della via della seta, a mio parere, ma non sono un'esperta di geopolitica, è bene chiarirlo, è stato dovuto a dei motivi più economici e politici, di tipo economico e politico, di quel momento. Poi adesso rivalutati dal governo attuale, mi pare. Ma io non ho sentito questa intervista, questo convegno, non so cosa... Non mi sfugge cosa faceva riferimento il telespettatore di Lucio Caracciolo. Non so se il fatto di dire che Trieste è solo formalmente italiana faccia riferimento anche a un fatto culturale. Evidentemente bisogna capire il contesto in cui è stata espressa questa frase, non solo al fatto economico della via della seta o politico. Certo, Trieste è una finestra sui Balcani e Trieste ha avuto un suo significato, ecco, lungo la storia, ma adesso non saprei veramente se rispondere al telespettatore, dargli una risposta precisa, ecco, dettagliata. Io ho controllato un attimo, per quanto internet possa essere anch'esso
limitato nelle risposte, aiuto, comunque dice Lucio Caracciolo non ha mai detto esplicitamente che Trieste è solo formalmente italiana. La sua visione geopolitica, tuttavia, spesso analizza le dinamiche storiche e territoriali complesse, includendo anche il caso di Trieste. L'Imes si concentra sulle relazioni di potere e sugli aspetti geografici che influenzano la politica e la società. È quindi possibile che in alcune analisi Trieste venga considerata sotto una luce che ne sottolinea le specificità storiche e culturali piuttosto che la semplice appartenenza amministrativa quindi ecco, all'Italia. Culturale come Potrebbe pensavo, essere culturale, un sì, assolutamente. Ancora una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno a lei da suo ospite. Buongiorno. Qualche giorno fa, buongiorno a tutti e due, qualche giorno fa c'era presente in studio l'avvocato Giacomelli, credo, se dico bene il nome, di Forza Italia, no, Fratelli d'Italia, sì. Il quale ha risposto in modo esauriente a quel signore che telefona sempre per il porto, per le leggi del porto, bla 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 bla. Io vorrei dire a quel signore, e potrebbe anche smetterla, perché se persone influenti, colte in questo campo, hanno dato delle risposte esaurienti, e poi vorrei dire un'altra cosa, se è solo formalmente italiana Trieste, perché delle persone nate nel 1932 sono andate volontarie militari sotto il governo italiano? Perché fino al 1935 non si poteva fare il militare, non potevano fare il militare i nati a Trieste sotto il governo italiano. Mio marito, che era del 32, nel 61 ha fatto un anno. Quindi mi sembra qualche incongruenza, o io sono vecchia perché sono del 46 e non capisco bene le cose, però mi ricordo questo fatto. Appena nel 36 o 37 hanno potuto cominciare a fare il militare, no? Servizio militare. Chiedo scusa che forse ho parlato anche sciocchezze, spero di no, e di non avervi disturbato. Grazie, buongiorno. Mi pare che è stato chiarito il punto dell'Italia solo come formalmente per quanto riguarda italiana. Caracciolo, sì. O invece la signora Grazia di prima dice: confermo quanto scritto. C'è chi non ha la pazienza di passare per il medico di base, non vuole aspettare di avere un'impegnativa e prendere l'appuntamento. Al pronto soccorso, a forza di insistere, trova chi non ha il coraggio di spedirlo, lo registra con codice immacolato, quindi bianco, e prima o poi un medico che valuta i suoi esami arriverà. Ma allora io devo dire che sono dei santi al pronto soccorso, scusatemi, se di fronte alle difficoltà, se questo è vero, insomma, non lo so come esprimere, ma non mi sembra tanto corretto, perché al pronto soccorso vanno delle persone con delle emergenze, anche con dei dolori forti. Allora se un medico deve dedicare il suo tempo ad esaminare una prognosi, insomma una ricetta, un referto, è un cattivo uso del pronto soccorso. Io direi che bisogna capire la situazione soggettiva che magari il medico ha valutato sul momento e ha ritenuto che forse è il caso di parlare con la signora e darle qualche risposta, ma non credo che in linea generale venga fatto, altrimenti domani mattina vanno tutti vanno poi tutti con il documento. Sì. Ma poi in genere i referti sono anche refertati, quindi c'è scritto. Sì, appunto. Quindi, insomma, poi dopo io ma diciamo, ecco, ci sarà qualche cosa che di cui non siamo a conoscenza. Però do questo suggerimento da ipocondriaco su, come si chiama, ChatGPT, che è l'intelligenza artificiale generativa, eccetera, si può eventualmente leggere addirittura il referto e ChatGPT una indicazione. Anch'io una volta di massima, un'indicazione di massima, diciamo così, te la dà, insomma, anch'io una volta avevo tutta una roba. Preso dalla preoccupazione. Dice, è sciatica. Quindi così, poi non intasate i pronto soccorsi con queste cose qua, però come ha detto lei, questo, e poi siamo in chiusura,
si ritorna alla questione del medico di base. Il medico di base è oberato di lavoro e di burocrazia, non ce la fa a supportare. E non ce la fa. Cioè, non ce la fa, nel senso che anche lì i tempi si stanno allungando, ci sono degli appuntamenti e quindi... E siamo tornati al posto che ce ne fossimo allontanati, siamo tornati al medico della mutua di Alberto Sordi, con tutto quello che ciò comporta. Sì. Professoressa, grazie per essere stata a voi per con noi. l'invito. La professoressa Maria Luisa Paglia è la segretaria provinciale del Partito Democratico. Adesso andiamo in pubblicità, poi sarà con noi Giorgio Cecco di Civica Idea Giuliana. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come annunciato siamo in compagnia di Giorgio Cecco, che è consigliere circoscrizionale per Civica Idea Giuliana nella quinta circoscrizione, ma che è anche coordinatore di tutti i consiglieri circoscrizionali di Civica Idea Giuliana. Buongiorno a tutti. Grazie Cecco per essere tornato nei nostri studi. 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Allora, abbiamo già ma cominciamo da questa, perché poi abbiamo un argomento da cui iniziare. Dunque, dice il nostro amico Claudio, sono iniziati i lavori di sistemazione della pavimentazione sulla ciclopedonale Cotture. Faccio richiesta al consigliere Cecco, sotto il campo del Campanelle, al capolinea della fermata dell'autobus, c'è un terreno di sterpaglia incolto che dovrebbe essere dell'azienda sanitaria. Può attivare per cederlo al comune e fare dei posteggi? Sì, allora ne avevamo già ragionato su questo proprio con il signor Claudio. Ho già fatto una segnalazione per quanto riguarda la circoscrizione, ma rivedremo un attimo di capire, perché là appunto la proprietà probabilmente non è comunale, no? Quindi o è privata o è delle Rugi, sicuramente può essere un'idea, e quindi questo, mi prendo nota di sollecitare un attimo una risposta da questo punto di vista. Sì, sì. Allora, vediamo la vignetta di Englaro, che è parecchio divertente. Adesso tutti puoi andare a fare medicina, te cosa hai iscritto alla specialità di geriatria, dice il marito alla moglie. Allora, c'è stata un'iniziativa di Civica Idea Giuliana sul mercato coperto. Il mercato coperto, chiedo scusa, è un po', come dire, un grande irrisolto, no, della città. Il mio professore di storia dell'arte alle superiori, il professor Molesi, sosteneva che il mercato coperto fosse il nostro Guggenheim, perché la struttura a chiocciola ricorda un pochettino, e forse chissà, quando si era trattato di, insomma, l'ipotesi di trasformarlo in un museo è molto affascinante, ancorché difficile da attuare per tutta una serie di... Però insomma, al di là di questo, qual è stato il senso dell'iniziativa, diciamo che, che cosa si può fare di quel... Noi abbiamo fatto una mozione che mi ha visto come primo firmatario, perché diciamo, al di là del fatto che insomma, è una struttura conosciuta, comunque storica della città, tutto quello che si vuole, anche dal punto di vista diciamo architettonico ha un suo senso e tutto quello che si vuole, diciamo che in realtà è in gran parte inutilizzato. No? Allora, in tutti questi anni, nel frattempo appunto che si decida cosa poi fare in futuro della struttura, ci sono stati e ci sono tuttora vari eventi nel corso dell'anno, anche degli eventi molto interessanti e anche molto partecipati. L'esempio che io ho citato sulla mozione era quello, un evento diciamo con i prodotti tipici. Mi pare che è Gal Carson, no? Che fa, anche se non mi sbaglio, Farmer Artist, no? E comunque è il primo che ho citato perché in un weekend, nell'ultimo weekend di dicembre, hanno fatto 6.000 visitatori, che per mercato coperto è un numero importantissimo. Io ci sono stato, non si riusciva nemmeno a passare fra i vari stand, perché effettivamente ha avuto un successo importante. Fra l'altro
portando qua anche parecchi turisti, quindi ospiti da fuori Trieste e anche da fuori regione. La nostra proposta in questa mozione era quella di far sì che questi eventi poi si susseguono più volte nel corso dell'anno, magari con cadenza già programmata, no? Che potrebbe essere bimensile, non so, un'idea del genere, ma questo poi deciderà. Noi ovviamente abbiamo sentito gli organizzatori e soprattutto abbiamo sentito i cittadini che un po' gravitano intorno, ma anche gli stessi commercianti che sono stanziali all'interno del mercato, i quali dicono perché effettivamente portano acquirenti anche ai commercianti che tuttora lavorano all'interno del sito. Questo perché? Questa mozione in primis per appunto dare un ulteriore aiuto anche ai commercianti e rivitalizzare il sito, ma anche per dare un segnale del fatto che effettivamente si possono fare tante cose e spingere per una riqualificazione prima possibile. Ecco, qua sicuramente il Comune fa bene a promuovere questi eventi, bene per noi che ne facciano altri e che poi effettivamente si ripensi a una risistemazione. È chiaro che per risistemare e riqualificare c'è bisogno di risorse, perché bisogna rimettere a posto tutta l'impiantistica, la struttura, però insomma ha delle potenzialità. Che lei ricordi da quando è entrato in crisi, diciamo così? Io credo, guarda, io non so darti una data, però da quando non abbiamo più l'ex Jugoslavia, perché io mi ricordo che nel periodo dell'ex Jugoslavia era sempre pieno, io ero ragazzino, era sempre pieno. Poi man mano è andato sempre a perdere. Ci sono sicuramente, e tuttora ci sono degli avventori che trovano prodotti di qualità all'interno, soprattutto appunto le varie bancarelle, ortofrutta, eccetera. Quindi secondo me questo proseguimento, questa attività anche di prodotti tipici nostro potrebbe essere sicuramente è una delle tipologie che si possono spingere all'interno. Perché ci sono delle città, sto pensando per esempio a Firenze, che hanno il mercato, adesso non so se il termine è mercato comunale, non so che nome abbia, eccetera, che oggettivamente è pienissimo, anche di gente. Anche in città sono comunque delle strutture che funzionano molto bene. Diciamo è un peccato, adesso il primo piano è ormai da anni completamente abbandonato. Io ho fatto fra l'altro, ancora quando c'era l'assessore Giorgi, avevo fatto una proposta che nel frattempo magari si potesse dare il primo piano alle associazioni, in modo che rivitalizzassero un po'. Poi probabilmente ci saranno dei problemi tecnici, sono andato in porto, ma questa per esempio potrebbe essere un'altra idea nel frattempo, no? che si ragiona cosa fare. No? Perché io ricordo che effettivamente negli anni in cui anch'io eravamo ragazzini, ero bambino, si andava là e per me era un tormento perché era pieno di gente e quindi non è che ci andassi volentieri, comunque mi portava a fare la spesa. E per questo dico, in quei 2 giorni che io sono stato, gli ultimi che ho visto sono quelli di dicembre, cioè era come i vecchi tempi, era pieni, poi ti dico, ma anche tanti turisti, per cui effettivamente io dico che portare un po' di volte all'anno questo tipo di manifestazioni, non soltanto questa, anche altre che poi ci sono all'interno, spingere un po' su questo. Va detto anche che quelli di Hangar Teatri hanno organizzato nei giorni scorsi anche, hanno utilizzato penso anche là la parte superiore, credo, come luogo per fare animazione teatrale, eccetera, e si presta anche a quello per dire la verità, per come è strutturato. No, noi facciamo per esempio, noi abbiamo collaborato con alcune associazioni che hanno fatto anche all'interno degli eventi con i bambini, per esempio, anche quella molto partecipata, no? Perché insomma le circoscrizioni da questo punto di vista non possono far tanto, però hanno anche dei piccoli budget per degli eventi che vengono fatti nel corso dell'anno e per esempio all'interno del mercato coperto abbiamo sostenuto alcuni di questi eventi, quindi sicuramente diciamo che chiaramente qua c'è la necessità di capire come gestire la struttura, trovare i soldini per metterla a posto, quindi è un lavoro non di poco conto, no? Questo sicuramente. Però insomma
rivitalizzare magari un po' di più, ecco, questo era l'intendimento della mozione. Dopo è chiaro che lo scopo finale è quello poi di rimetterla effettivamente in gioco per intero, no? Insomma, non soltanto una piccola parte come Questo adesso. poi anche è un discorso che riguarda anche come è cambiato il commercio in città. Io per esempio ho saputo, devo dire la verità che una cosa mi fa anche molto piacere, che nella zona dove abito io sta per rinascere un negozio di alimentari. Ed è un evento, certo. Perché è un negozio di prossimità, Sì. Servirebbe tra l'altro una zona parecchio abitata, tra l'altro poi anche con le scuole, quindi insomma... Quindi che uno deve per forza muoversi. Però voglio dire, viene visto come un ritorno al passato, ma sia come civica sia da sempre, anche personalmente ho cercato di spingere quello che è proprio il servizio che danno i piccoli negozi di quartiere, che è un servizio non tanto, anche commerciale, economico, ma soprattutto di socialità, no? Perché noi vediamo che quelli che resistono, che stanno resistendo, hanno più che altro questa funzione. Difatti in quella zona dove sto io, vicino a questo negozio, c'è un bar e ho scoperto l'altro ieri che tutte le persone un po' anziane magari che abitano nel mio, adesso si arrabbieranno, che abitano nel mio comprensorio si ritrovano in questo bar. Sono importantissimi dal punto di vista sociale. Sì. Devo dire la verità, la Regione su questo ha messo anche a disposizione dei fondi, dei contributi, però in questo momento sono concentrati sui piccoli centri, quindi sui piccoli comuni, no? Dove evidentemente c'è la situazione ancora peggiore. No? Noi vorremmo, adesso l'abbiamo già accennato, discusso con il consigliere Grilli, di cui io faccio riferimento anche come civica, per eventualmente portare questa idea di contributo anche nei centri storici cittadini. Facciamo così, Cecco, andiamo in pubblicità, che siamo già oltre di un minuto, poi torniamo ed affrontiamo un altro argomento. Allora, c'è una mail che leggiamo assieme, dice: il taglio di una siepe in via Valmaura di fronte al centro civico, fatto in maniera da invadere il marciapiede e dar fastidio a chi cammina, alle mamme con carrozzina o alle persone in sedia a rotelle, interessa pochissimi, e nessuno riesce ad impedire questa mancanza di senso civico. Nessuno si sognerebbe di fare lo stesso su proprietà private di un vicino, ma sul marciapiede pubblico è normale. Non so se Valmaura è vostra, no. Comunque possiamo sicuramente prendere nota, magari, e poi eventualmente dice che è un problema, diciamo così, che da 2 anni non si riesce a risolvere, dice il telespettatore. Abbiamo l'indirizzo, poi capiamo un attimo anche. C'è un'altra cosa sulla quale volevo sentire l'opinione di Giorgio Cecco, ed è quello che si è venuto a creare, si verrà a liberare, se vogliamo, quando Cirque du Soleil lascia la zona del Silos, dove fino al 13 di luglio c'è il tendone e si svolgono gli spettacoli, eccetera. Lì si libera una zona enorme che è stata in qualche modo anche rimessa a posto. Non so se ci sono già idee, molti parlano di un parcheggio. Ma allora il sindaco, fra l'altro, proprio a Tele4 si è espresso. Ecco, io non avevo seguito. No, il sindaco ha detto che l'idea sua è quella del parcheggio. Chiaramente non è proprietà comunale, per cui bisogna sentire la proprietà e capire. Però dalle battute che ho seguito così proprio sui media, mi sembra che c'è questa idea, e che anche l'apertura da parte della proprietà di una cosa. Diciamo che in realtà ci sono poi due, perché qua ovviamente subentra il discorso economico, no? Allora, il sindaco interessa il parcheggio libero, piano, eccetera.
ovviamente la proprietà dice, boh, allora faccio un paio di piani di parcheggio, cioè, diventa business, no? Quindi è da capire come poter gestire la cosa. Sicuramente avere un parcheggio là è una cosa interessante. Io credo che, e qua il ragionamento che più volte ha fatto il sindaco, l'aveva fatto anche gli assessori, è chiaro che l'idea, ma anche una vecchia idea che avevamo noi, anche qua mi metto anche il cappello di fare ambiente, da ecologista ormai da tanti anni, era quello di chiudere il più possibile il traffico cittadino, avere i parcheggi diciamo esterni a questo famoso ring, anche più volte nominato anche dal sindaco, e poi all'interno lavorare con bus navetta e quindi portare via tutto questo. Un'idea, questo potrebbe essere un'idea per avere un parcheggio fuori da quello che è il centro. Per quanto riguarda, sappiamo che ieri, chiedo scusa, mi sono distratto da una... per quanto riguarda i parcheggi così diciamo periferici, no? Che funzionano poco, o forse funzionano anche poco perché sono poco conosciuti, insomma. Allora, sì, diciamo, credo per due cose principali. Una, perché come giustamente dici tu, forse bisognerebbe pubblicizzare un po' di più. Due, perché magari per il turista soprattutto, per i triestini, poi la pigrizia, no? Vado fin sotto il negozio. Ecco, no? Però se tu imponi la cosa... Però c'è questo secondo me, e non so se ne discutevo, non mi ricordo con chi ne discutevo. Si fanno questi parcheggi periferici, poi è logico che chi li adopera sia il turista, sia anche il triestino che dice, voglio andare in città, eccetera, ma so che in città non trovo. Allora, però, voglio dire, c'è bisogno di un collegamento abbastanza rapido con il centro città. Mi chiedevo, è un po' una mia fissa ormai, me ne rendo anche conto poi che sia una fissa mia, non interessa a nessuno, ma insomma, mi chiedevo se non è più, se non fosse più valido piuttosto un collegamento di tram che non di navetta, perché la navetta deve comunque sottostare agli obblighi, diciamo così. Invece un tram con una corsia preferenziale che magari ha appunto una fermata ma si muove più velocemente, è una vecchia, mi rendo conto che è una vecchia idea, e sicuramente dal punto di vista strutturale è molto più complessa la cosa, perché ovviamente e dopo devi anche pensare che un tram fa un percorso obbligato, no? Mentre magari col bus navetta riesci a muoverti più liberamente all'interno, no? Perché il tram sei molto più obbligato. No? Diciamo che c'era, mi ricordo, ancora noi avevamo discusso con alcuni urbanisti, ancora qualche decina di anni fa, proprio come fare ambiente, di portare avanti proprio la linea del tram di Opicina, no? Portarla avanti, no? E proseguire. Poi chiaramente puoi farlo per un pezzo, dopo altrimenti comincia a essere veramente anche costi. Consideriamo che il tram di Opicina, ma questo lo sanno tutti, ha dei costi enormi, l'abbiamo visto, no? Anche di gestione, quindi cioè, il servizio pubblico, che se ne dica, va sempre in perdita, non è possibile, no? Da questo punto di vista. Ma diciamo che si potrebbe fare per una parte, poi però secondo me dei bus navetta piccoli, consideriamo che fra l'altro, insomma, questo non lo scopro io, lo sappiamo da tanto tempo, noi abbiamo un trasporto pubblico per i primi in Italia, ottimo, funziona bene, quindi io spingerei sul trasporto pubblico da questo punto di vista. Fra l'altro io ho fatto anche anni fa una provocazione, che però è provocazione fino a un certo punto, ne avevo discusso con l'allora amministratore delegato del Trieste Trasporti, il quale effettivamente mi dava ragione, ma politicamente non era possibile farlo, e io sono dell'idea che il servizio pubblico sia gratuito o poco più. Tu prova a ragionare se tu il servizio pubblico fai un ragionamento di a tutti un abbonamento per 50 euro tutto l'anno. Sì. Non dico gratuito, ma penso che l'abbonamento lo prenda tutti, perché 4 volte all'anno in bus ci vai, no? Questo potrebbe essere sicuramente un'idea per incentivare di più e portare via le macchine dal centro.
Non è facile, però questo potrebbe essere un'idea secondo me. Nel frattempo, io questo l'ho già proposto, quando ci sono degli eventi particolari, faccio l'esempio, che si era tentato questo esperimento anni fa, che si potrebbe portare avanti, quando c'è la notte dei saldi, che quindi viene chiusa una parte del città, una convenzione con i commercianti, biglietto gratis. Quella notte tutti vanno giù in centro col bus. Potrebbe essere una sperimentazione da riprendere, secondo me. Potrebbe. O quando c'è la barcolana, in occasioni in cui effettivamente è meglio non portare le macchine in centro, si potrebbe provare a capire, anche perché in realtà, forse pochi lo sanno, ma insomma chi è del mestiere o fa un po' di politica da anni lo sa, l'incidenza nell'entrata delle attività di trasporti del sarà al 30-35%, non è che il biglietto influisce per l'80%, si paga il servizio per l'80-90%, l'incidenza è anche tutto sommato contenuta, perché tutto il resto sono altro, cioè i soldi che arrivano dalla regione, ci sono le sponsorizzazioni, ci sono la pubblicità che viene fatta nei burg, c'è altro. Oltre al fatto che ovviamente avendo il biglietto tu hai bisogno di controllori, obblighieratrici, tutto un sistema che costa alla fine, no? Per mantenere questa cosa, no? Quindi un'idea potrebbe essere questa, però qualche sperimentazione in più sul bus gratuito io lo farei. Ed appunto è questa dei saldi, se ci sono, adesso non so se, penso, se non vado, di solito la notte dei saldi estiva è il primo luglio, il primo sabato di luglio, se non mi sbaglio, chissà che non si possa, che non si possa ma questa è un'idea che è stata fra l'altro sperimentata anche in maniera positiva, secondo me anni fa. Si potrebbe riprendere. Non so se all'epoca era stata fatta una convenzione con i commercianti addirittura, insomma, non mi ricordo, ecco, però sicuramente questa potrebbe essere un'idea, no? Allora facciamo così, prima di affrontare un altro argomento che ci viene segnalato da una mail, visto che è un argomento che secondo me è anche abbastanza lungo, possiamo andare in pubblicità, l'anticipiamo solo di un paio di minuti e poi discutiamo più a lungo. Allora, abbiamo la mail e la mail dice Piazza Perugino è alternativamente teatro di episodi di cronaca, eccetera. Dice, non sarebbe il caso di pensare di organizzare degli spettacoli in Piazza Perugino per rivitalizzarla ed eventualmente per creare interesse attorno alla zona? Sì. Questa è un'idea che noi abbiamo già affrontato in circoscrizione e difatti noi abbiamo fatto già degli eventi in Piazza Perugino negli anni scorsi. Abbiamo fatto nel periodo, perché di solito il grosso degli eventi viene fatto nel periodo natalizio dove abbiamo anche un po' di più risorse. Abbiamo fatto degli eventi in Piazza Perugino Natale 2 anni fa con dei cori, cose così, dove c'era una partecipazione del Rione, diciamo, e poi mi ricordo se l'estate prima, mi pare, avevo fatto un evento di danza con tutte le scuole di danza, diciamo triestine, sostanzialmente erano quasi tutte, molto molto partecipato, devo dire la verità, è stato bello. È un momento, ha ragione il cittadino che ci scrive, perché questa è una delle idee che già sta portando avanti la circoscrizione. Chiaramente non può far tutto la circoscrizione perché noi diamo un piccolo contributo alle associazioni, ma non abbiamo grandi risorse. Però adesso per esempio ho visto che c'è stato un attenzionamento da parte dell'assessorato di Babuder, hanno fatto dei murales. Sì, ne è stati presentati qualche... Diciamo che in realtà anche questo è importante, perché quando tu riesci a tenere pulito, fuori dal degrado, anche dal punto di vista visivo, no? Ha un'importanza, perché ovviamente dove c'è sporco uno continua a sporcare, no? Per dire l'esempio. No? Quindi tenere attenzionato la Piazza Perugino, dove effettivamente io fra l'altro abito molto vicino e quindi conosco bene la situazione,
e ho dei cittadini che continuamente mi allertano per la rissa piuttosto che il furto, cioè è abbastanza continua la cosa e effettivamente si è un po' tranquillizzata negli ultimi periodi perché c'è una presenza molto più importante da parte delle forze dell'ordine, quindi sicuramente però è difficile, abbiamo ragionato anche con il precedente questore, è difficile mantenere un presidio fisso, anche perché tu tieni un presidio fisso in una zona, 20 metri più in là succede il fatto, no? Quindi sicuramente da questo punto di vista, diciamo, tecnico di sicurezza è meglio che le forze dell'ordine circolino il più possibile. È chiaro che là fra l'altro forse qualche telecamera in più potrebbe essere utile, non tanto per prevenire ma quanto per poi trovare effettivamente i colpevoli di fatti, fattacci, ma in realtà ecco, sicuramente rivitalizzare un po' di più la zona da un punto di vista sociale può essere una delle cose utili da questo punto di vista. Come siamo messi per quanto riguarda, scrive il signor Massimo, il trasferimento delle scuole nel comprensorio delle caserme di Via Rossetti? Insomma, adesso questo siamo ancora in una fase embrionale, penso che ci vorrà un po' di tempo, sono già dei fondi anche regionali messi a disposizione, per capirci. Noi abbiamo iniziato a ragionare su questa idea 15 anni fa, quando non crede più. Ecco, io ti dico molto prima, forse poco li sanno perché insomma passa il tempo, quando io ero nel periodo che ero consigliere provinciale, non so se tu ti ricordi sicuramente, che era tra il 2001 e il 2006, che ero fra l'altro presidente della commissione ambiente, lavori pubblici eccetera, per cui abbiamo seguito con l'allora presidente Scoccimarro, quella volta era ancora proprio Demanio, eccetera, quindi, che avevamo fatto sto ragionamento, l'ha fatto proprio Scoccimarro, di pensare a trasformare quell'area in un campus. Parte da là l'idea, quindi pensa sono quasi 20. Più di 20 anni, no? E come vedi il percorso è stato parecchio lungo, fra l'altro io qualche anno fa, quando si paventavano cose molto particolari, avevo fatto un incontro con dei residenti anche della zona, i quali in realtà dicevano magari che venisse riqualificata perché chissà cosa può succedere altrimenti, no? Quindi c'è una volontà. Là il problema grosso secondo me, che è l'unico secondo me, il problema importante è quello della viabilità, no? Perché là da risolvere il problema, esatto, perché quando comincia a spostare migliaia di studenti, considerato che un po' più in là c'è la riqualificazione della fiera. Allora qua c'è un progetto che è stato presentato un mese fa di recente per quanto riguarda tutta la parte che va dalla fiera fino a Piazza Foraggi di riqualificazione con le rotonde, è una cosa molto interessante che abbiamo valutato positivamente, devo dire la verità, anche perché fra l'altro con tutti gli oneri a carico comunque dell'impresa, quindi comunque senza grandi oneri a carico del comune. Quindi potrebbe essere inserito in un contesto, ma sicuramente il comune sta già lavorando su questo, le tempistiche non saranno così rapide. Allora qua è chiaro che andiamo a portare tutto un sistema scolastico che è sparso per le città, almeno una parte, portare in un unico posto, che è positivo perché poi là ti ritrovi tutti i servizi, voglio dire, se fai una grande auditorium piuttosto che le palestre eccetera, uno ha sicuramente un servizio migliore. La cosa appunto da risolvere è tutto il discorso di come portare sta gente là, no? Ovviamente, perché ecco, quindi questo è secondo me il nodo importante che sarà da tenere presente. Ecco, su questo poi le mail si rincorrono, dice dice si potrebbe pensare di comprendere in un eventuale discorso generale di riconsiderazione della zona anche quella del Museo d'Enriquez. Sì, e lì c'è un altro discorso. Diciamo che là c'è un discorso che anche abbiamo affrontato, fra l'altro proprio
consigliere Grilli e che sta un po' seguendo la cosa anche con l'assessore Rossi, perché c'è questo progetto che sicuramente tu conoscerai di portare la coppia del battiscafo a Trieste, no? Sì. Quindi questo è un progetto c'è un progetto di rivitalizzare esatto. la zona del Enriquez. Questo sicuramente è una di quello che potrebbe far rivitalizzare. E allora è chiaro che il museo è un po' decentrato, no? Quindi in una zona anche che è, diciamo, non è una zona di passaggio, no? Devi andarci apposta, eccetera. Portare delle situazioni nuove, come potrebbe essere questo, anche insomma, conosciute e comunque importanti all'interno del museo, potrebbe essere un'idea. Poi torno al ripeto, giustamente come dicevi tu, se riesci a avere la fiera che l'ha attaccata, il campus dall'altra parte, la zona si riqualifica un po' tutto, sì. No? Questo è chiaro, ma questo sicuramente. Quindi diciamo è un peccato quel museo perché è veramente poco visitato, difatti l'idea dell'assessore Rossi era proprio quello di cercare di rivitalizzare in qualche modo, e su questo devo dire la verità, ha chiesto appunto un supporto da parte del consigliere Grilli che ha già dato in un primo emendamento che è stato fatto in finanziaria per dare un aiuto economico, e adesso stiamo ragionando per dare ancora un piccolo aiuto, ma insomma è una cosa che sicuramente sosteniamo in qualche modo, proprio per cercare di, ma proprio in questo ambito un po' più ampio che dicevi tu, no? Della zona, no? Sì. No, era una mail. Sì, no, ma però c'è da dire anche, ieri la presentazione della stagione del Teatro Stabile Sloveno è avvenuta all'interno del museo del Enriquez per tutta una serie di ragioni, però forse, ripeto, io non sono un po' più drastico, però voglio dire, all'interno del museo ci sono ancora delle strutture, anche lì penso sia demanio, cioè roba che resta, delle caselme che gridano vendetta al cielo, certo, cioè lì ma non è un problema soltanto triestino, perché a Ferrara, per esempio, che io ho visitato un paio d'anni fa, all'interno di Palazzo Schifanoia sta in un parco dove si affaccia anche roba del demanio e sono ormai catapecchie, certo, che non si riesce a buttare giù, perché insomma francamente o le riutilizzi o le abbatti. Non può rientrare tutto in un progetto generale di qualificazione. Sì, seppure non c'è l'idea di utilizzare proprio quelle strutture anche per ampliare il museo. Allora è chiaro di avere l'idea di un progetto di massima, capire come trovare le risorse, perché ovviamente senza quella non riesce a fare niente. Sicuramente è una progettazione da valutare, ma questo vale qua come in altri siti. Tu sai benissimo che io ho fatto interventi anche per riqualificare l'ex gasometro, per esempio, altri siti che sono sicuramente importanti e che possono essere in qualche modo rivisti e ripresi in mano. Allora, dunque, buongiorno. Ogni volta che passo in Ponziana e vedo il campo in quelle condizioni mi arrabbio e sono amareggiato. Campo Ponziana, allora, qual è? Quello del Ferini, quello là del Piazzale del Puglia. Sì. Allora, noi già parecchi anni fa abbiamo fatto una mozione condivisa fra la quinta e la settima circoscrizione, perché in realtà il Campo Ferini è all'interno della quinta circoscrizione, però tutto intorno siamo in settima, per quelle cose un po' particolari. Come campione d'Italia. Sì. Perché ti ricordi che c'erano stati anche degli incendi all'interno. Come no. Allora noi avevamo sollecitato una soluzione anche per capire cosa voleva fare all'epoca, perché c'era la convenzione con la Triestina, se ti ricordi, no? Mm-hmm. Poi è andata tutto e niente, adesso fra l'altro proprio di recente, cos'era, una settimana, 10 giorni fa, è passata proprio in quinta circoscrizione una mozione, perché all'interno adesso, prima giocavano a calcio, adesso giocano a cricket, perché evidentemente è cambiata perché probabilmente c'è qualche straniero in più e quindi però è pericolosissimo, perché se i ragazzi fanno male, risponde il comune là, no? Allora noi abbiamo sicuramente più volte sollecitato, so che l'assessore Lodi è attiva da questo punto di vista, qua semplicemente ci sono già i soldini per rimettere a posto il campo, che arrivano in parte dal comune, in parte dalla regione, servirà forse ancora qualcosa,
e dopodiché una volta riqualificato si va al bando per dare a qualche società sportiva la gestione. Noi abbiamo fatto, adesso senza andare a sponsorizzare uno o l'altro, però per esempio sicuramente una società che era molto interessata e che comunque potrebbe prendere in gestione questo campo è la Chiarbola Ponziana, che è molto attiva e che è in zona fra l'altro storicamente, quindi potrebbe riprendere in mano per esempio. Però torno a ripetere, bisogna andare in un bando, poi vedere. Sicuramente questa è una cosa da mettere a posto. Adesso nel frattempo abbiamo chiesto comunque che ci siano dei controlli in più, perché è pericoloso che la gente entra dentro in un posto dove non è adeguato, perché ovviamente ovviamente qualcuno può farsi male veramente. Quindi, ma questo l'avevamo attenzionato già anni fa, quando però c'erano cose anche più pesanti, come ti dicevo, incendi. Sì, mi ricordo. Quindi avevamo fatto... Allora, dice il signor Elio, sono una persona abituata da sempre ad essere indipendente, trovo il servizio autobus scomodo e lento. Allora, non esiste dire che all'alba del terzo millennio per Trieste gli autobus sono il solo sistema di trasporto auspicabile. Non è presa in considerazione la possibilità di permettere ad uno di girare in motorino, visto il delirio sulla chiusura delle strade. Non sarebbe più sensato, senza fare forzature sul mercato, fare parcheggi e magari migliorare i collegamenti con un asse ferro-metropolitana Barcola-Muggia? Il discorso che facevamo prima, no? Per carità, tutto è fattibile qua, è da capire però, sono dei costi non di poco conto, qual è un po' l'idea di sviluppo della città. Ma sì, ma è interessante, cioè, sicuramente anche questo progetto. Ma poi deve rientrare in una cosa un attimino, ripeto, secondo me, almeno dal mio punto di vista... Hai proposto una sorta di metropolitana leggera? Ma sì, ma diciamo, secondo me, trovare un sistema per portare via il traffico cittadino, spostarlo, magari con degli assi appunto di scorrimento principali, dare comunque delle priorità al trasporto pubblico, secondo me come sfondo una porta aperta assolutamente. Qua però il discorso generale di sviluppo della città, insomma, ecco, un'altra zona che... Scusa che ti chiudo il discorso. Fra l'altro funziona molto il collegamento, per esempio, Muggia-Trieste, Barcola è differente. E anche quello bus, che adesso hanno fatto una nuova linea che va Barcola-Muggia, è sempre piena. Sì. Ah, ecco, questo non sapevo. Sì. Ecco, però, ne parlava il Presidente Marzi di recente proprio su questo argomento. Anche perché c'è poi il problema, diciamo così, l'opportunità Barcola, perché se si parla appunto con i vertici di Trieste Trasporti, ti dicono che è Barcola il luogo, diciamo, più attenzionato per il futuro, no? O un collegamento potenziato per quanto riguarda l'asse marittimo sicuramente, così, ma anche per quanto riguarda poi appunto gli autobus che si inserirebbero poi in un discorso che riguarda anche parcheggi eccetera. Certo. Insomma, Barcola c'è un progetto per una Barcola futura interessante sicuramente, un po' da vedere insomma nell'insieme. È chiaro che bisogna portare la gente a Barcola in maniera insomma, adeguata, no? Ecco per esempio una cosa molto intelligente che è stata fatta è il Parco Bovedo, che effettivamente se tu vai soprattutto nei weekend è sempre pieno, quindi è un utilizzo importante, è sicuramente un intervento che ha avuto un riscontro molto buono, positivo. Questi sono il tipo di cose che secondo me bisogna incentivare. È chiaro che in questo momento, se tu questi pomeriggi qua, per non parlare nel weekend, vuoi andare al mare a Barcola, o ci vai in scooter, effettivamente, io sono un frequentatore di Barcola, quando posso vado in scooter però, perché in macchina è impossibile. Difatti già adesso che a volte mi succede di fare questo servizio piacevolissimo di babysitting, no? Sono diventato nonno, non posso andare in scooter perché e quindi devo andare per forza e quindi mi è difficile andare a Barcola, magari vado in altre parti. Ma sicuramente intervenire da questo punto di vista è importante, anche per
una futura Barcola che insomma si sta ragionando. Dice il signor, credo sia il signor Gianni, sì, il declino del mercato coperto, l'oblio del mercato coperto è dovuto alla nascita dei supermercati. Parlando del prolungamento del tram di Opicina, sino alla stazione ferroviaria esisteva già, ma non era economicamente sostenibile, per questo nel 1936 è stato cancellato. Sì, quello che dicevo prima, no? Il problema è appunto anche economico, al di là di fare la struttura, no? Cioè di fare l'infrastruttura, il problema è poi mantenere, no? Perché sono comunque dei servizi che costano. Allora sicuramente c'è tutto un indotto turistico, che questo è innegabile, no? Però è chiaro che ha comunque dei costi di gestione altissimi. Certo, sì. Dice qua invece che cosa pensa Giorgio Cecco dell'idea avanzata dal consigliere comunale, non dice il nome, sto cercando di ricordare, del consigliere comunale di centrosinistra, di realizzare piuttosto che il progetto della cabinovia un collegamento Miramare-Montecrisa. Poi insomma questo... Ucmar è il nome. Allora, forse tu non ti ricorderai, no? Ma già alcuni anni fa abbiamo fatto anche una conferenza stampa con progetto FVG, perché tu sai che io adesso sono Civica Italia Giuliana perché in qualche modo il tutto è stato accorpato, così magari per chi non lo sa, Civica Italia Giuliana ha un collegamento diretto con la lista del presidente Federica, col gruppo Federica, e quindi la provenienza mia dal progetto FVG, il progetto FVG è praticamente confluito dal punto di vista regionale nella lista del presidente Federica, quindi c'è comunque una continuità. Avevamo proprio fatto una conferenza stampa in comune per qualche modo evidenziare quanto poteva essere utile riprendere il vecchissimo progetto della funivia Barcola-Montecrisa. Quindi c'è una continuità in questo discorso, ma l'ho sempre detto, l'ho detto anche in un'ultima trasmissione proprio qua da voi, che noi vedevamo molto favorevolmente questo collegamento, soprattutto dal punto di vista turistico, perché Montecrisa dal punto di vista turistico è sicuramente un punto importante, non soltanto religioso, ma insomma è un punto, tu vai là, vedi tutto questo panorama, parti con delle... chiaro, sarebbe tutto da attrezzare, da sistemare, no? Quindi posso valutare positivamente, ma in questo momento c'è in essere un progetto diverso, che ovviamente conosciamo tutti, la famosa cabinovia. Per questo io vedevo favorevolmente l'eventuale collegamento per arrivare a Montecrisa, proprio per senso anche turistico. Diciamo qua purtroppo questo è un progetto, l'ho detto altre volte, che è stato veicolato non bene, secondo me, c'è stata poca informazione, mentre invece la parte avversa è molto pressante, si è attivata molto bene rispetto a la parte che invece la vede positivamente. Quale sarebbe la differenza, proprio anche per capirlo, perché tra una cabinovia e una funivia? Perché io la cabinovia ci sta adesso 5-6 persone. No? C'è la cabinovia e quella la funivia è quella grande, e quindi la differenza è quella. Diciamo che ragionando su città che hanno delle tipologie simili a livello anche internazionale, ma anche italiano, sicuramente c'è una fattibilità da questo punto di vista, anche dal punto di vista strutturale. Poi con le nuove tecnologie, voglio dire, si fa tutto. Allora, se l'abbiamo pensato 100 anni fa, no? Figurati adesso con le tecnologie che abbiamo, no? Dopo, devo dire la verità, qua ormai, l'ho già detto, è diventato un caso politico, non è più un caso né di sostenibilità ambientale né economico, qua è un caso puramente politico, no? Quindi si va da una parte contro l'altra. Poi se noi andiamo a vedere, io tutto sommato come il tuo mestiere, ci conosciamo da tanti anni, insomma sono 30 anni che faccio politica e quindi conosco anche i meccanismi ma anche le persone che operano all'interno. Se tu vai a vedere anche tutti questi famosi comitati che sono contrari,
poi prendi i personaggi e sai da che parte politica arrivano, sempre da quella parte là, no? Quindi mediamente che se ne dica, voglio dire, no? Qualche anno fa erano candidati con un partito di sinistra piuttosto che l'altro, ma sempre da quell'area politica. Per cui effettivamente ormai il discorso è puramente improntato appunto su questo, non sul discorso tecnico, no? Può piacere o non piacere, per carità, no? Dopo poi ci sono altre idee, tutto quello che si vuole. È chiaro che capisco fra l'altro alcuni proprietari che hanno la casa, che ovviamente si vedono, ci sono dei problemi, voglio dire, però se la ragioniamo sul servizio pubblico, faccio l'esempio, la grande viabilità che abbiamo, i poggioli a pochi metri dalla strada, quella volta comitati io non li ho visti, voglio dire, no? E si è fatto, no? Quindi quello è un po' da prenderei con le pinze. Dopo, secondo me, ma l'ho già detto altre volte, è un progetto che è gestito in maniera adeguata, può avere un senso con delle modifiche anche da un punto di vista ambientale, che ne ho più volte ragionato anche con l'ingegner Bernetti, si può portare avanti. Dopo, se ci sarà la volontà, vedremo, insomma, no? Ecco. Secca, qual è il futuro di Trieste? Turismo o ciò che resta dell'industria? Tutti e due. Allora, io ho sempre ragionato da questo punto di vista. Allora, il turismo è uno dei volani di sviluppo delle città, che se ne dica, perché lo vediamo l'incremento degli ultimi anni, insomma, voglio dire, è palese, insomma, no? Lo vediamo nei giorni. Chiaramente è un turismo, deve essere così, non può essere diversamente, non è un turismo di massa, non può essere, non abbiamo la possibilità, cioè non siamo Lignano piuttosto che, no? Ragionando a livello regionale. È un turismo sicuramente di qualità, dobbiamo puntare su questo, è su quello che effettivamente si sta puntando, ma è uno dei volani di sviluppo. Dopo, per quanto riguarda invece il resto, al di là della battaglia che abbiamo fatto, giusta e che è andata a buon fine, per non avere un'industria inquinante e nociva all'interno delle città, come poteva essere l'area caldo della Ferriera, voglio dire, per tutto il resto io credo che un'industria sostenibile sia necessaria, c'è una percentuale, una quota importante di industria nella nostra città ci deve essere, però ovviamente non può essere un'industria come dicevo prima, dal forte impatto, deve essere un'industria di un certo tipo. In questo momento noi vediamo che abbiamo delle difficoltà, no? Perché sono aziende che stanno chiudendo, però quello sicuramente, secondo me, deve essere un obiettivo da portare avanti, una percentuale di industria di qualità deve esserci. Dice questa mail che leggiamo, poi penso che sarà l'ultima perché siamo in chiusura, non vedo preoccupazione per il fatto che gli austriaci abbiano lasciato il progetto dell'albergo in piazza Vittorio Veneto. Sì, adesso qua nei particolari non so del perché. Allora, io mi ricordo che c'erano sicuramente dei problemi tecnici che erano usciti nell'ultimo periodo, so sti ricordi, dovevano fare per esempio la piscina sul tetto, non si poteva fare, c'erano dei problemi tecnici. Quello è diciamo, proprio dal punto di vista turistico, lo dicevamo prima, un albergo di un certo tipo là ci stava tutto, perché insomma siamo in centro città, anche perché altre cose effettivamente in quella zona cosa puoi fare, insomma, no? Ecco, nel particolare non so poi perché alla fine hanno mollato, ma sai, il discorso di queste grandi aziende lo abbiamo visto anche appunto sulla fiera, su altre cose, magari loro hanno un'idea iniziale di un certo tipo, poi capiscono che non è realizzabile come magari vorrebbero e mollano il colpo. Sono diciamo, entrare in questo meccanismo di imprese dove non circolano milioni, ma circolano miliardi, no, di euro. Si entra appunto in un'ottica completamente diversa, no? Perché noi ragioniamo magari sui 100.000 euro, per loro 100.000 euro è come andare a bere un caffè, no? Per noi, no? Quindi è chiaro che l'ottica generale, io quando ancora facevo l'imprenditore
noi eravamo una delle 16 società di un gruppo, quando avevo fatto la fusione tra la mia società con le altre, che era poi fra l'altro al 30% partecipato a Agip, no? Quindi i meccanismi non era quello, come avevo io da piccolo imprenditore, di guadagnarci il pane quotidiano, ma era quello di far girare i soldini, no? Sì. Quindi è un concetto completamente diverso, quindi entrare nel meccanismo di queste grandi aziende è un po' difficile, no? Chiaramente. Insomma. Allora, abbiamo tempo, sì, per ringraziare Giorgio Cecco di Civica Idea Giuliana, grazie per essere stato con noi. Vi do adesso già gli ospiti di Ring di questa sera. Ring torna come sempre intorno alle 21:10. All'inizio ci sarà un'intervista con l'onorevole Deborah Serracchiani, poi con l'assessore al bilancio del Comune di Trieste, Everest Bertoli. Al dibattito parteciperanno Danilo Slocar della Lega, Marco Slavic di Adesso Trieste, Ignazio Vania di Fratelli d'Italia e Luca Bressan del Partito Democratico. Vi ricordo anche che oggi, essendo venerdì, l'appuntamento con Trieste in diretta delle 18:55 è dedicato a cultura e spettacolo. Ci vediamo alle 13 con l'anteprima del telegiornale, alle 13:20 con il telegiornale delle 13:20, alle 17:55 con Trieste in diretta, alle 19:30 con il telegiornale e poi, se Dio vuole, alle 21:10 con Ring. Ho detto tutto senza nemmeno sbagliare i titoli dei programmi, che non è male a quest'età. Grazie, buona giornata, ci vediamo dopo. Buona giornata a tutti.